amici bellini. Gli amici bellini. Non è che uno poi non è bellino. Sempre bellini siete. Bellini dobbiamo essere, perché è l'unica cosa che ci rimane. La bellezza, la ricerca della bellezza. È più importante di tutto il resto. Non c'è alcun dubbio. Via! Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Perché io poi vi devo guardare là, però lo sapete che sto in difficoltà, no? Perché si è rotto lo schermo, quindi sto usando un piccolo schermetto qua, però devo guardare i famosi commenti che sono di qua, e poi di qua c'è la situazione, eccetera eccetera, quindi non è facile, ma noi ce la faremo. Noi non ci arrendiamo mai. E andiamo a fare prima un giretto di saluti che mi sembra duopo. Fa duopo? Guarda sotto, va niente. Come se vi tenessi tutti qua, no? Siete voi che dovete porgere i vostri commenti, li porgete e io li leggo. Buonasera a Maritello delle Vedove, buonasera a Salvatore De Matteo, Gregorio Paolo, Forza Napoli, Max Allegri, Foster Buster, fammi vedere, Vincenzo Buono, Vincenzo di Guida. Poi c'era, questo sono i messaggi in preventiva, no? By Sud, Catello, Hans, avevo visto Alessandro Salerno, avevo visto Marco Borriello, Pier Davide Falco, Valentino Siano, c'era Pablox, c'era Luke Core, capo, io questa cosa non lo saprò mai che cosa significa, forse qualche emoji di nuova generazione che non risultano. C'era Gianluca, Alessandro Di Lella che mi chiede gli XG sono pronti, te li farò vedere sicuramente. I am Rui Mario, mamma mia che gol che si è magnato, cioè si è magnato alla fine là il mazzo quello la prende in un certo modo, la palla gira, una roba incredibile. Stellina, Angela Torre, Mirko Vannella, System Failure, più o meno il system ha fallito oggi. Wines, Roberto M, Stream Elements che funziona, devo ancora aggiornare tutte le cose, ma non ce la farò mai, però questo è il periodo per farlo, credetemi. Visellao, tutto a posto, Salvatore Morra, Francesca Auditore, Antonio Dada, Luigi Sorriso, un sorriso, Jenny Lopez, Elisabetta Di Biase, ciao, buonasera Mauro, buonasera quest'altro Salvatore, Massimo Di Martino, Vincenzo A, ma quanti Vincenzo che stanno aumentando dappertutto, veramente alla grande, Francesco, Davide Palma, Rai Shax, Pierpaolo Genlampi, il Napoli al bar, Antonio Presbitero, Vittorio Pensa, Verio Broccoli, Jacopo, Cristian Cerbone, eccetera, eccetera. Siete tantissimi, che meraviglia. 145, considerando un po' di like quelli preventivi, ce li abbiamo 100 like, perché se non abbiamo 100 like io bevo e voi li trovate. Che ne pensate? Fatemi sapere. Datemi notizie di questa cosa qua. Buonasera a tutti. Una squadra come il Napoli non può giocare tutto il primo tempo con la paura addosso, altrimenti non meriti di stare là sopra. Tu credi, Extreme, che si trattasse di paura? Non lo so se era paura. Io, da quello che tengo scritto, da quello che poi anche la reaction, perché io la reaction mi fa ridere, ma mi aiuta anche a ricordare un pochino la sensazione, perché non tutto si può sempre spiegare con i numeri, con i numeretti, e quindi la sensazione che ti lascia una partita, a meno che non sei distratto o la guardi male, bene o male è quello che è. E secondo me a livello generale l'Inter è stata più forte di noi, più pericolosa, ha dimostrato quella superiorità che sulla carta secondo me c'è, ma senza fare nessun dramma. Cioè io veramente, poi lo sapete che io non amo
i giudizi trancianti, e voi qua siete proprio l'esempio invece dell'equilibrio. Mi piacciono sempre i vostri commenti. In questo caso, mai come in questo caso, veramente vorrei mantenere una sorta di equilibrio senza fare né drammoni per la prima sconfitta, senza essere nemmeno troppo contenti. Vabbè, non è successo niente. Secondo me dobbiamo analizzarla questa sconfitta, a vedere dove si poteva fare meglio, il mazzo, tutte le cose, una serie di cose. Sì, vedo che mi state parlando di Victor, ovviamente, questa è una delle cose, delle brutte notizie, perché frattura, si è vista proprio tutta la faccia tu m'hai fatta, quindi si aggiunge la frattura, e adesso c'è solo da riflettere su una cosa. Frattura, di solito si parla di un mesetto fuori e tutti quanti me lo state dicendo. Fa un mesetto fuori, torna a essere parte per la Coppa d'Africa. Questo poi è la paura mia, no? Guardo di qua, no, guardo Luigi Della Vecchia, che ringrazio tantissimo per il suo supporto. Stanno arrivando le ambulanze, vi giuro che non sono per me, vi giuro che non le ho chiamate io. Arriva. Va bene. A me l'unica cosa che non mi è piaciuta di questa partita è il risultato. Donate a questo santo. Grazie Luigi, grazie mille. Volendola mettere sotto un certo punto di vista, questo è la settimana del mio compleanno, sta cominciando, quindi lo ritengo questo un regalo di compleanno da parte tua che il Napoli non mi ha fatto, perché il 24 novembre è il mio compleanno, quindi capita in piena Europa League, a cavallo di queste due partite tremende, Inter e Lazio. Insomma, è proprio tosta ragazzi. Quindi grazie mille ancora Luigi. Ringrazio anche Fabio Versatile, che dice una cosa che ci ricorda che lui aveva detto anche per la Roma. A Roma si è spesa tutta la mazzetta contro Napoli e l'Inter si è spesa tutta la mazzetta stasera contro di noi. Non lo so, non saprei nemmeno se esserne felice sinceramente di questa cosa qua, perché poi poi noi facciamo spendere la mazzetta a questi qua e poi dopo vengono meno, perdono punti con altre squadre importanti e si pigliano solo con noi, quindi non sarebbe. Però io non credo, Fabio, perché l'Inter non è la Roma proprio a livello di rosa. Penso che anzi hanno dato il segnale che da campioni uscenti, campioni in carica, non mollano e si sono riavvicinati paurosamente alla vetta, perché perde il Napoli, perde il Milan, si riavvicina all'Inter che guadagna in una botta 6 punti praticamente, 3 punti su noi e 3 punti su loro, quindi è così. Andy, leggo Insigne fantasma. Se Insigne è un fantasma, non so cosa siano stati Osimhen e Lozano, almeno Insigne l'assist ha fatto. Sono completamente in disaccordo con te, Andy, perché Insigne fantasma sì, l'assist sì, e lo ricordiamo. Lozano fantasma assolutamente no. Per me Lozano era il più pericoloso dell'attacco del Napoli. Zielinski, il gol straordinario, si è fatto vedere tra le linee. Forse è mancato un pochino in fase di non possesso, perché poi il centrocampo è venuto un pochino meno. Fabian e Anghissà non sono stati dominanti come uno si voleva aspettare, ma Lozano oggi lo spunto ce l'aveva e se n'è andato spesso da quella parte e ha messo palloni importanti per Osimhen, che invece oggi male, è venuto meno male. Oltretutto ci aggiungiamo quell'ammonizione subito che prende, che quindi lo innervosisce. Questo poi è una cosa che la differenza tra, tu dici Insigne, no, Osimhen il nuovo Lukaku, e per diventare il nuovo Lukaku devi prendere tutta quella consapevolezza, quell'esperienza che non ti fai ammonire per stupidaggini, che un po' l'hanno preso di mira sicuramente, un po' devi imparare a sbracciare di meno, poi diciamolo, sbracciano gli avversari, non succede niente, sbraccia lui, se la prendono sempre. Però adesso pure è sfortunato, quindi
dovrà stare fuori, mamma mia. Speriamo di non dover pagare troppo. Allora, volano i messaggi, sono tanti, cerchiamo di recuperarli. Mauro dice: Luzano l'unica cosa che ha sbagliato la fase difensiva, al massimo doveva puntare di più per far prendere qualche giallo. Esatto, uno è riuscito a farlo scattare a Çalhanoğlu, Perisic comunque se l'è perso un paio di volte, e poi nel secondo tempo anche lui viene sostituito. Io, se vogliamo poi parlare poi di Spalletti, perché ovviamente noi dobbiamo fare tutte le analisi del caso, non è che mo Spalletti santo non è mai colpa di niente, non è che Spalletti out perché l'ha persa lui e noi avremmo vinto senza Spalletti. Equilibrio, ragazzi, se no non ne usciamo più, se no rischiamo di dire stupidaggini che poi la volta successiva vengono come si dice, il contrario di confermate? Negate? No, non volevo dire negate. Il contrario di confermate. Smentite, ecco. Smentite. Allora, come si fa a battere Inter, Milan e Co questa stagione? È complicata. Però, vedi, il problema è questo. Se noi ci facciamo prendere dallo sconforto è perché stiamo pensando allo scudetto solamente, e allora tu dici mamma mia dovevamo vincere, ma anche se tu pensi allo scudetto tu qualche partita con gli squadri diretti li puoi anche perdere, non è assolutamente detto che le debba vincere tutte. Però visto che io mi sto facendo il campionato nella mia testa di rientrare in Champions e di prendere largo, di prendere quei punti che ti servono per entrare tra il terzo e il quarto posto, che è fattibile per il Napoli, il drammone non mi esce, non mi viene. Poi il finale della partita, che ripeto, l'Inter ha meritato di vincere secondo me, perché sono stati più pericolosi di noi, hanno dominato meglio la gara. Noi abbiamo avuto più possesso palla, ma alla fine devi essere più pericoloso in zona gol. Però mi è piaciuto il finale del Napoli, perché con l'ingresso di Mertens siamo diventati molto molto più pericolosi, con Petagna e non Osimhen. Quindi da lì tu puoi pensare a ricostruire le fasi di gioco del Napoli, che ci deve far vedere qualcosina in più, che ci ha fatto vedere in passato. Like come se piovesse, avevo letto. Dove sta Tony? Ma saltano tutti i messaggi, come siete bellini. Vabbè, sono saltati, torno un attimo indietro per vedere. Nick: nessuno l'ha detto, però sul secondo e sul terzo gol dell'Inter per me c'è colpa anche di Ospina. Sul secondo gol aveva le mani sulle spalle di Bastoni e perde tempo a non toglierle. Non ho più non lo so, non ho più non lo so cosa intendi. Ottavio: oggi secondo me messi male in campo, a centrocampo comanda l'Inter per 70 minuti. Su questo ti do ragione, Ottavio. Giravamo un po' a vuoto, soprattutto le fasce erano praterie. Sì, io sono d'accordo su questa analisi, che a centrocampo molto meglio loro. Brozovic aveva molta libertà, Barella ha giocato bene e Çalhanoğlu si infilava poi negli spazi. Sì, sicuramente sono d'accordo su questo. Sulle fasce me le aspettavo, la difficoltà sulle fasce me l'aspettavo, è quella a centrocampo che mi dispiace un pochino di più, un po' Fabian, un po' chissà. Buonasera Vale, che serataccia da sconfitta, infortunio di Vitolo, che sfortuna. Sicuramente l'infortunio non ci voleva, col mazzo si battono, esattamente. Sera Valerio, credo che alla fine l'Inter ha meritato, nel finale abbiamo giocato da Napoli, l'unica cosa è che loro erano proprio duri e aggressivi e in certi minuti ci hanno distrutto nelle fasce. Sono d'accordo Anto, aggressivi, ma loro hanno la fisicità, hanno tutte le caratteristiche, ragazzi, che avevano anche l'anno scorso, non è che poi Conte cambia tantissimo le caratteristiche di una squadra. La squadra quella era, con Inzaghi più o meno è la stessa cosa. Ho visto, sì, Nubo, ho visto purtroppo. Frattura per me, però pure tu, Anto, mamma mia, mi dispiace.
Rigore dubbio e munizioni pro parte hanno innervosito i nostri, per fortuna non tutti, Anghissà seppur a tratti giustamente scanco rimane un mostro. Ma sì, Luigi, alla fine questo noi dobbiamo imparare a fare, analizzare la prestazione della singola partita dei vari giocatori, senza poi dire allora è Scarz, non è da Napoli, oppure questo deve giocare in Serie C, perché ci rendiamo conto che non è possibile, non è vero. Per me dici bene, stanco, Anghissà deve rifiatare anche lui, è difficile e noi abbiamo visto con ragazzi, l'esempio è Di Lorenzo, quante partite vogliamo che Di Lorenzo sia migliore in campo fino al 93esimo a correre su quella fascia avanti e indietro, difendere, attaccare eccetera eccetera, e a un certo punto la lucidità ti viene a mancare, sono esseri umani, e oggi Di Lorenzo è stato uno di quelli che ha creato più pericoli per l'Inter con quel passaggio in orizzontale che mi ricordo, ogni tanto Perisic se ne andava e arrivano i cross da quella zona. Purtroppo si pagano i troppi impegni, e poi vai a giocare con la nazionale, devi giocare anche con la nazionale. Idem Anghissà, da quando è arrivato non è uscito più dal campo. Questo si paga. Quando noi parliamo questo è l'anno buono perché la rosa è lunghissima, perché non c'è mai stata tanta qualità nella rosa più lunga dell'Eo De Laurentiis, noi qua dobbiamo fermarci un attimo e riflettere. Di Lorenzo ce l'hai sostituto, Malquit quando è stato infortunato è chiaro, ma quando era disponibile ha giocato Malquit? Mai. Vuol dire che Di Lorenzo sostituto non ce l'ha. Zanoli poi aggiungici pure, troppo giovane, ma aggiungici anche lui positivo. Mario Rui, Gulam è tornato, Mario Rui ce l'ha il sostituto, Gulam non è ancora il sostituto di Mario Rui, ci vorrà tempo e secondo me anche col tempo non è detto che ce l'hai. A difesa teniamo solamente Achille Rui, Koulibaly e Rachmani che stanno giocando anche bene, benino, bene insieme. Manolas sta sempre fatto male, Juan Jesus bene quando è stato chiamato in causa in quelle 2 o 3 occasioni. A centrocampo sì, teniamo Demme, non ce l'abbiamo perché pure lui è positivo. Ha giocato quando era gli è stato comunque preferito la coppia Anghissà, così anche dal ritorno di Lobot che gioca Fabian e Anghissà. In attacco lì c'è un pochino più di spazio perché Elmas fa rifiatare i 6 trequartisti che entra quando entra nel secondo tempo, si alternano Napolitano e Lozano. Insigne però gioca sempre e non è detto che debba giocare sempre, anche lì non è detto che debba giocare sempre. In attacco si comincia sempre con Osimhen, è anche normale, ma Mertens sta meritando il suo minutaggio. Insomma ragazzi, purtroppo io lo sapevo, noi ce lo siamo detti tra di noi, che poi le analisi dalle altre parti a livello nazionale vogliono pompare per creare un pochino di sfizio nel campionato, il Napoli, oppure per mettere pressione. Noi dobbiamo guardarci allo specchio tra di noi che sappiamo quali sono cose buone e problematiche. E ringrazio Vincenzo Di Guida, non chiagnim trist capeggia cevena, ed è pure giusto così, perché non è proprio il caso di fare drammi, e sono d'accordo. Sono d'accordissimo, non si farebbero drammi in caso di puntare allo scudetto e sconfitta, nemmeno si dovrebbero fare drammi. Noi dobbiamo analizzare dove si può migliorare, dove si può far meglio. Questi cambi, per esempio, i cambi possono arrivare un pochino prima, possono cambiare, per esempio c'era quel cambio al 46esimo che fece una volta Spalletti mettendo un as. E forse quello ci piaceva di più, ci dava un pochino più di sensazione di coraggio. Stiamo venendo un pochino meno sotto questo punto di vista, cambi tardivi, Mertens c'ha poco tempo per fare quello che ha fatto, però l'ha fatto e poi aveva avuto addirittura l'occasione per segnare il 3-3 e abbiamo visto quella foto iconica di Spalletti a terra. Non lo so se la riesco a postare, ma comunque adesso la recupero perché è una cosa bellissima. Allora, avevo visto altri messaggi, ragazzi, scusatemi, sono in ritardo perché mi dilungo ed è colpa mia. Vittorio pensa, grazie mille, speriamo che nonostante le assenze facciamo bene. Sì, Vittorio, speriamo, perché comunque adesso siamo più che contati ancora una volta.
ancora una volta. Brunello Izzo, nome nuovo, non ho visto molti commenti da parte tua, benvenuto nel caso tu sia nuovo. Insigne evanescente, mamma mia come mi manca Maradona, amico mio, e come no, e come fare a darti torto in entrambe le sentenze nel senso sentence, nel senso frasi, no sentenza, l'ho detta all'americana, perdonatemi. Siamo 331, 300 persone, servono 300 like, mi fermo completamente. Fabio, controlla, fammi sapere. Anche perché, ragazzi, vi chiedo uno sforzo, perché questa live sarà più breve delle altre. Abbiamo cominciato tardi, tra un po' verrà anche Guido, sentiremo le sue cose, quindi vi chiedo uno sforzo di fare i like belli svelti e concentrati, Sconfitta all'accetto perché non meritavamo e perché l'obiettivo non è lo scudetto. Nessun dramma, ma da un lato rosico lo stesso. Vabbè, ma questo è giustissimo. Caro il mio Robin Ruca, che quello sembra un po' il logo di Robin. È giustissimo, Rosica, assolutamente. Chi è contento? Io però, quando fatemi dire questa cosa, su Osimhen c'era rigore e poi Mertens un gol bellissimo, poi sbaglia un gol facilissimo no, però era più facile di quello che ha fatto Salvatore, questo senza dubbio. Rigore su Osimhen non mi ricordo, aiutatemi a ricordare sotto questo punto di vista. No, volevo dirvi questa cosa. Io ieri ho detto dove si firma per un firmeresti per un pareggio? Io sì. Io ho detto sì. E qualcuno mi ha detto atteggiamento da perdente, provinciale, si deve vincere. Secondo voi io voglio pareggiare? Non voglio pareggiare, è chiaro che voglio vincerle tutte. Guarda, mi guardo negli occhi. È chiaro che voglio vincerle tutte. Ma il rendersi conto della forza dell'avversario e del momento della squadra, perché c'è sempre il quando, ricordatevi il quando, non tutte le partite capitano nello stesso periodo, ci sono dei quando e dei quando. Quando arriva questa partita adesso, che poi precede questo ciclo tremendo, un pareggio a Milano con l'Inter, più che bene, sarebbe stato più che ottimo. Saremmo andati comunque un punto sopra il Milan e io avrei firmato. Qualcuno mi ha detto che è mentalità da provinciale. Siete più contenti adesso? Che vi devo dire? Buonasera da Perugia, una sola sconfitta, 2 pareggi, il resto tutte vittorie, non mi sembra così male. E chi sta dicendo che è male? Ovviamente non è male. Dobbiamo pensare a noi, lo sapevo che il Napoli perdeva, Stefano, è un po' la sensazione, uno ce l'ha, se la sente, si rende conto anche del momento e dell'avversario. Non lo so che posto farà il Napoli, ma di sicuro sopra il Milan che gioca con Gabbia, Tatarusanu e Billo Ballo Touré. Alessandro, io spero che tu abbia ragione, spero che tu abbia ragione, ma il Milan gioca con Gabbia, Tatarusanu e Billo Ballo Touré perché hanno molti infortunati, perché i titolari sono Kier, Romagnoli e Tomori. Gabbia è una, come si dice, un'emergenza, e dopodiché Billo Ballo Touré è un altro di quelli che è stato preso per fare la riserva a Hernandez. Non è che sono così. Tatarusanu è il secondo di Magnan, quindi non è che questi sono i giocatori titolari del Milan. Se parti da lì per dare l'assunto che il Napoli starà sopra il Milan, ti invito a rifletterci. Un mesetto credo, sì. Un mesetto credo. Sconfitta meritatissima, dopo il gol di Ziello non puoi scomparire dal campo e giocare ad ottimi livelli gli ultimi 15 minuti. Secondo voi poteva essere la partita di Politano? Vabbè, è difficile dirlo. Io ti ripeto, Sasi, a me Lozano non è dispiaciuto nel primo tempo, anzi forse uno dei pochi che mi è piaciuto del primo tempo, sinceramente, che ha creato qualcosina. Poi quelli che non ci sono hanno sempre ragione loro. Hanno sempre ragione chi non c'è. Amici bellini, è stato già detto Osimhen fra tutte le multe? Sì, è stato detto. Purtroppo resterà in osservazione per stanotte, nei prossimi giorni sarà operato. Purtroppo Time Paradox è così. Partita di Fabian molto pesante. Allora Damiano, mi ricordi che io vi stavo per dire una cosa su Fabian e nei vari video poi mi sono dimenticato di dirlo.
È una cosa che dissi in privato a Guido Gentile. C'è stato il cambio di temperatura anche in Italia. Secondo me il cambio di temperatura fa soffrire Fabian. Spesso se ne è parlato anche l'anno scorso. Fabian è un tipo da primavera, un giocatore primaverile, eccetera, eccetera. Non è detto, non è vero, non è sempre detto, non è inutile dire che ha solo questo, questa è la verità. Però io ho avuto questa intuizione, perché io, che non sono un atleta e non faccio niente di agonistico in questo momento, se cambia il tempo all'improvviso, io un po' lo accuso il ginocchio, perché ho degli infortuni pregressi che non mi fanno essere al 100% così. Secondo me sarà una stronzata proprio madornale. Il cambio di temperatura chiede a Fabian un riadattamento fisico. Ma vi ripeto, è una grandissima stronzata che vi sto dicendo. Potrebbe essere vero, potrebbe essere una stupidaggine, non lo so. Però secondo me ci può stare come ragionamento per uno che comunque qualche infortunio l'ha avuto nel breve, nel passato. E quindi sì, purtroppo io a Fabian contesto, la partita non è stata eccezionale, gli contesto il non aver speso un fallo, ha accompagnato e quando ha cercato di intervenire non ha fermato l'avversario che era Correa e gli hai permesso di fare tutto il campo fino al passaggio per Lautaro. 300 like, siete bellini. Buonasera Lionare, ci vuole un po' di pesca, ci vorrebbe. Non buttiamoci giù, ora come non dovevamo esaltarci prima, perdere con l'Inter ci sta, si poteva difendere meglio, ma avevamo i due centrali ammoniti. Entrambi? Ammoniti entrambi? Sì, mi pare. Sì, vabbè, però non va bene. Non va bene. Non va bene anche averli ammoniti, ma io sono più incazzato per l'ammonizione che riceve Osimhen al 9° minuto. Mi sembra troppo, mi sembra veramente troppo severo. Troppo severo. La spallata di Bastoni non è assolutamente... Ah, ok, quello si riferiva benissimo. Sì, no, allora sì, lo dissi proprio l'ho detto anche nella reaction, ho detto alzati, non chiedere questi rigori qua perché poi è colpa tua, perché poi io lo sapete quanto mi lamenti delle simulazioni, non voglio assolutamente che lo facciano i nostri, assolutamente. Alessia, Valerio, ma com'è possibile che Mario Rui non lo ha mai visto a Darmian e io non ce la faccio più? Allora, la prestazione di Mario Rui non è stata di quelle ottime. Ci dobbiamo aggiungere però che non è stato aiutato da Insigne, in questa volta devo dirlo. Noemi, benvenuto, che bella la N particolare, la N del Napoli, bellissima. Benvenuta Noemi. Credo che Insigne non l'abbia aiutato, poi ingarra pure il colpo di testa quasi della domenica che avrebbe cambiato la storia del canale probabilmente, e non ci è andata bene. Non me la sento di prendermela assai con lui, Ale. Io me la prendo più con quelli che c'hanno le possibilità tecniche e fisiche di fare la differenza. Buonasera Valerio, per me il rigore non c'era, Koulibaly è stato colpito da distanza ravvicinata sul braccio destro attaccato al corpo, saluti da Ischia. Allora, Rino, io ho visto troppo pochi, come si dice, replay per essere sicuro. Non ho capito ancora, se la prende con la mano così, la mano larga e va bene, se la prende sulla prima mano, cioè sulla destra, quella là che stava attaccata al corpo, anche per me lì in quel caso non può essere mai rigore. Se la prende con quell'altra, purtroppo il rigore c'è. Distanza ravvicinata non mi sembra, un tiro in porta, non è quel fatto che ti tirano apposta il pallone sul braccio. Per me ci sta, però ti ripeto, non ci hanno fatto vedere molti replay che chiariscono su quale mano è andata. Su questo non lo so. Quest'Inter Napoli ricorda quello dell'anno scorso, infatti in quel momento ci fu un periodo nero con tanti infortuni, speriamo di essere smentiti. Ti dico Filippo, più o meno, perché le sensazioni dell'anno scorso che avemmo furono migliori.
se non ricordo male, cioè che un Napoli che non meritava assolutamente di perderla e la perse. Questa partita, se vogliamo, per me al massimo potevamo aspirare a un pareggio, però hai ragione che da quel momento poi cambiò la stagione del Napoli, infortuni, perdemmo qualche certezza, sotto questo punto di vista sì, e poi abbiamo dato il là alla cavalcata dell'Inter dopo quella cosa dell'anno scorso. Fatemi recuperare, mamma mia quanti messaggi, è colpa mia, sono lentissimo stasera, ho i miei motivi ma sono lentissimo. Alessandro Salerno, Insigne 4 milioni per 2 anni e sport pure a PEN. In effetti, viste le ultime prestazioni, ovviamente bussare ad un aumento è grossa. It's rich. Credo che hai capito il quando del calcio, no? Ci sono dei momenti in cui tu puoi fare pure la voce grossa e dice guarda qua, la squadra ce l'ho io sulle spalle, ti sto portando avanti la squadra, segno solo io, guarda quante squadre mi vogliono. Adesso, viste le ultime prestazioni, non so. E non è un attacco a Insigne, io parlo sempre della prestazione partita dopo partita. Tant'è vero che qualcuno mi ha detto questo è il canale pro Insigne, no? Non sei buono, fai solamente l'apologia a Insigne, vuoi solo bene a Insigne, ma proprio mai vero. Mi hanno anche detto sei contro Insigne perché sei contro Insigne, purtroppo non l'avete capito che in questo canale proprio si ragiona in un altro modo. Allora, avevo letto questo, il destro attaccato al corpo, non gli sembra vero di poter risolvere su. E ti ripeto, Ange, io così l'ho letta, se mi danno dei replay un pochino meglio ve lo commento, altrimenti mi risulta difficile. Non sono riuscito a vedere il primo tempo, ma tutto sommato il secondo non mi è dispiaciuto, tranne per l'atteggiamento di qualcuno. Sono solo preoccupato perché fisicamente sembravano sottotono. Anche io, Internos, te lo dico, Enzo, che un po' di stanchezza l'ho accusata, l'ho notata anche io. E ringrazio Valentino Siano per il supporto senza nemmeno messaggio. Grazie mille. Buonasera, un saluto da Salerno. Stasera ho tifato con mio padre napoletano per il grande Napoli. Bello River Johnny, un bel messaggio che mi piace sottolineare. Forza Napoli sempre e comunque, Hans. Cerco di essere un pochino più veloce con gli ultimi messaggi, signori. Il momento difficile, come si poteva immaginare, è arrivato. Ora bisogna fare cerchio e cacciare le palle. Certo che è incredibile la maledizione del centravanti. Non c'è male, Ale, non c'è proprio male. Attenzione però a Vittorio Penza che ci va giù pesante, ma non con le frasi, ci va giù pesante con il supporto. Grazie mille, amico mio, quanta generosità, siete bellissimi. Che tra l'altro io... credetemi, adesso ti leggo e leggo tutto. Visto che qualcuno lo sa, l'ho spiegato, insomma non voglio fare drammi, però sto vivendo questo periodo un po' particolare perché non sento più gli odori, niente. E quindi avete capito perché non voglio assolutamente nemmeno citarlo, perché poi l'algoritmo mi segnala il video come un video che parla di quella roba là, invece no, non sento gli odori, i fiorellini. Che cosa è successo? Che sono andato un pochino su Amazon perché devo andare un pochino su Amazon anche a fare la spesa, devo fare cose nuove eccetera eccetera, devo termometre, queste stupidaggini qua. E quando ho detto ma mi sembra uno spreco lanciare un ordine solamente per poche due stronzate, mi sono fatto un regalo, anche perché arriva il mio compleanno, sto in questa cosa che devo stare chiuso in quattro mura per un po' di tempo. Mi sono fatto un regalo e vedrete quando arriverà, perché purtroppo ci vorrà un po' di tempo, vedrete che questo regalo che mi sono fatto è in qualche modo anche un regalo per voi, perché si è rotto lo schermo, benissimo, allora vuol dire che i problemi non sono problemi ma sono opportunità. Come ha detto Spalletti, i problemi non finiscono mai, ma anche le soluzioni. Di conseguenza ho fatto una follia, però è una follia che
condividerò con voi e ve ne accorgerete, spero che ve ne accorgerete, che di potervi dare contenuti ancora più piacevoli. Ne abbiamo parlato in passato. Scusatemi, però trivago. Vittorio pensa, ragazzi, non incolpiamo non cominciamo a criticare, va bene, incolpiamo, autocorretto. Ascoltate Valerio, la sconfitta a Milano ci può stare. Nel finale abbiamo accennato a una reazione, questo chiedevo, abbiamo sofferto a centrocampo ma sono soddisfatto. Vittorio, io ti sposo questo messaggio. Electric Custom TV, benvenuto. Sposo questo messaggio perché in effetti l'ingresso di Mertens da poi reazione finale mi lascia un sapore un pochino più dolce su questa sconfitta, perché fosse andata tutta come è andata fino al 3-1 così era un pochino difficile da accettare. Però poi c'è stato un pochino di reazione, il Napoli ha dimostrato anche senza Osimhen, con un Mertens in forma, di poter essere pericoloso, di creare qualcosina in più, e quindi ecco perché non mi scatta il dramma pauroso. Però XG, hai ragione, Osimhen come sta? Si parla di un mese. Il rosso a Dzeko perché nessuno ne parla? Hai ragione, io nella reaction l'ho detto. Al volo ci troviamo, ragazzi, l'Inter secondo gli XG meritava assolutamente la vittoria. 2 gol li hanno fatti netti per la pericolosità delle occasioni avute. Noi arriviamo a 1 più o meno, poi bisogna ragionare, gli XG non dicono tutto, si sa, però se voi andate a vedere anche le statistiche, l'Inter molti più tiri, proprio tiri, e ricordo un paio di parate di Ospina, più parate di Ospina ricordo rispetto a parate di Handanovic. Questo poi noi dobbiamo, quando parliamo dei numeri, dobbiamo anche riassumere un pochino non l'atteggiamento, la sensazione generale della partita che ti dà, no? Io ripeto, partita che mi dà una sensazione agrodolce alla fine, perché il Napoli ha reagito ed è giusto. Però l'Inter mi è sembrata più forte oggi. Ma si può dire senza creare il drammone. Secondo me si può dire. Non li vogliono posare. Se portano a press, se li conservano per il prossimo video. Umberto Umbi, comunque in mezzo al campo abbiamo recuperato pochi palloni, anche se Fabian troppo tecnici e poco aggressivi. Poca quantità in mezzo al campo, ritorniamo al 4-3-3. Umberto, non me la sento di dire ritorniamo al 4-3-3, perché con il 4-2-3-1 abbiamo fatto bene, siamo stati anche bene aggressivi e dominanti anche con il 4-2-3-1, quindi non voglio fare l'errore di cambiare idea sul modulo ad ogni partita. Certamente una riflessione Spalletti la può fare sul modulo, ma anche sull'atteggiamento di alcuni giocatori a seconda dell'avversario che incontri. Allora, un avversario con questo centrocampo così folto, con Brozovic, Barella e Çalhanoğlu più arretrato, con i quinti e con anche i terzi, perché non sono solo i quinti che avanzano nell'Inter, ma avanza anche Bastoni e una volta Skriniar alternati, no? E quindi fanno molta densità a centrocampo e lì abbiamo sofferto. Questa è la riflessione su cui si può fare. La sconfitta ci sta tutta meglio nel secondo tempo, ma tutto sommato va bene così. Testa ai prossimi impegni. Un abbraccio a Mario Gessa, Vincenzo Giordano, dono 29,99. Amico mio, quando vuoi ti aspetto. Gilda Brunello, il piedino di Rui forse un riflesso incondizionato, come l'interista che si abbassa sul tiro gol di Zielinski. Vabbè, voi state parlando tra di voi, quindi non so di cosa si sta parlando. Ringrazio ancora Vittorio che aggiunge supporto al supporto. Andiamo a vedere, ma ci rendiamo conto delle secce che abbiamo, ma anche non lo so, Raffaele, in generale a me sembra, poi è chiaro, se ti rivolgi a cose social in generale, è chiaro, troverai qualsiasi cosa da tutte le parti. Su questo canale in media, ricordate la media perché siamo comunque più di 11.000, su questo canale la media mi sembra abbastanza equilibrata, poi lo trovi sempre qualcuno che
che va oltre. E ringrazio e saluto, non ti avevo visto, amico mio, mi dispiace perché non ci vedo proprio niente più, Guido Gentile, che faccio entrare con un po' di ritardo. Da quanto tempo mi stavi aspettando qui? Sto montando un video su Mulholland Drive. Ah, bellissimo, bellissimo. Prima di farti cominciare, Guido, fammi un attimo ringraziare perché avevo visto anche un ulteriore messaggio di Luigi con donazione. Ipotesi: prima dell'inizio campionato, alla 13ª giornata il Napoli sarà primo a pari punti col Milan. Meritate. Ah, certo. Lui dice: chi avrebbe mai ipotizzato prima del campionato che alla 13ª il Napoli sarebbe stato in questo momento di classifica primo pari? Meditate e meditiamo. E ringrazio anche Luca, scusami Guido, sono generosissimi stasera, te l'avevo promesso il mio supporto, già immagino il regalo che ti sei fatto, anzi ci hai fatto. Forza Napoli sempre, uno spoiler ci può stare. Sì Luca, penso che tu mi hai capito e gli altri se ne accorgeranno, speriamo che se ne accorgeranno. Guido, a te la parola. No, non sono affatto d'accordo con l'ultimo commento, perché purtroppo nel corso degli anni, soprattutto quei tifosi e anche quei colleghi che abbandonano molto presto le stagioni, non considerano quanto sia importante l'andamento e collegare le stagioni, cioè finir bene una stagione, a prescindere dal cambio di allenatore, poi te lo porti dietro. Fu drammatico quel sesto posto, 35 punti di Ancelotti, e poi sottovalutatissimo, secondi per distacco. Siccome ci devono spiegare Napoli-Verona, abbiamo sottovalutato i 43 punti di Gattuso nel girone di ritorno, che erano molti di più perché subimmo parecchi torti, però comunque noi ragioniamo sempre sul campo, non come quelli là, e 43 sono stati fatti ed era un ottimo punteggio, tolto quello dell'Inter che aveva fatto qualcosa di eccezionale. E poi bisogna considerare le squadre che hanno affrontato, e poi bisogna considerare un elemento che io ve l'ho detto è molto preoccupante. Il Napoli a questo punto della stagione è vero che ha fatto tanti punti, ma ne rimeritava qualcuno in più, tra stupidaggini, qualche torto. Il rigore oggi c'è, è sfortunato, è uno di quei casi che effettivamente andrebbero riscritti, nel senso che effettivamente quello è un movimento normale del corpo, però il braccio è largo, solo che effettivamente la dinamica proprio fisica di un giocatore del movimento ti porta a far quello. Allora il fallo di mano o lo si rende e non lo si farà mai, certo, dice che qualunque contatto di mano è rigore, o se lascia la libera interpretazione degli arbitri puoi avere situazioni anche molto più bizzarre, gravi di quelle di oggi. Ma oggi il problema non è stato il fallo di mano, è stato che al primo secondo Lautaro Martinez aggressivo va a fare fallo, al secondo va a fare a 4 minuti e 50 avevano già fatto svariati falli e Lautaro Martinez ne aveva fatti 3. Lo stesso fallo fatto da Osimhen si è preso il cartellino giallo. Allora quell'aggressività che ci sta pure, agonistica, di foga, di entrare con gli occhi della tigre, dell'Inter, è stata premiata non solo non dando falli ma facendo giocare, quindi e la nostra è stata premiata subito 3 falli, 3 cartellini. Tolta la partita di Juric del Torino, oggi il primo tempo è stato un primo tempo pessimo. Io sarò come sempre l'unica voce fuori dal coro, ma io ho visto, no, poi lo vediamo questa Sì, no, le sto preparando. È stato un primo tempo pessimo e il Napoli si è fatto mettere in mezzo perché si è giocato 19 minuti di tempo effettivo, 19 e 53. È stato il secondo peggior tempo effettivo dopo Napoli-Torino. Questo è importante, nessuno l'ha detto. Noi che quando il Napoli viene spezzettato il gioco non riesce a imbastire le sue trame di gioco a centrocampo. L'altra volta mi chiesero: Guido, dove si giocherà? Io lo dissi: ragazzi, se noi riusciamo a avere il centrocampo solido, che fa fritto, e incominciamo a bastire le azioni nel gioco, poi possiamo essere sfortunati. Lo dissi che becchiamo un contropiede, in realtà l'abbiamo fatto noi il gol in contropiede o di partenza come si chiamano adesso, ma invece noi non siamo riusciti a trovare le distanze per giocatori fuori forma, messi male, ma anche perché noi soffriamo quando la partita viene spezzettata, e quando
un giocatore muore, lui e tutta la famiglia, perché gli soffiano nell'orecchio e danno fallo all'avversario, e quando lo stesso fallo, anche più tocchi, oggi c'erano delle ammonizioni nel primo tempo, c'è stata anche un contropiede del Napoli dove il giocatore dell'Inter prende la palla con la mano. Hai fatto bene a non dare il fallo, a dare il vantaggio, ma poi devi andare a ammonire, perché hai fatto fallo, se Lischi non cade, lo vuoi comunque fermare e la tocchi con la mano, e lì è fallo volontario. Valeri, nel primo tempo ci sono almeno 2 ammonizioni dal regolamento, non nessuna interpretazione, nessuna cosa, nette. Lo stesso gol, siccome Valeri non li ha mai fischiati, dobbiamo dire che lì, col fatto che lui non ci fischiava fallo, non ha dato quel fallo a centrocampo, perché l'azione nasce da un fallo di nuovo su Zelischi che non cade a terra, ripetuto. Però io, sapete, non mi fisso sugli arbitri. All'inizio di questa stagione vi ho detto analizzeremo cammin facendo, do 2 o 3 certezze, perché posso pure, fortunatamente non mi devo presentare a voi con la faccia di bronzo che dice che il Napoli era favorito, perché ha 2 risultati su 3, per questa ragione è favorito. E vi ho detto non esistono le 7 sorelle e il Napoli non vincerà lo scudetto. Detto questo, godiamoci il campionato. E vi ho detto non vincerà lo scudetto perché non abbiamo la società più forte, non abbiamo la società politicamente più forte, non abbiamo la società più organizzata, non abbiamo la stampa più forte, non abbiamo anche la stampa più preparata che fa domande idiote, non abbiamo la rosa più forte, non abbiamo la rosa più profonda, non abbiamo la mentalità della gente. Per quale ragione il Napoli deve vincere lo scudetto? Poi dice è un'analisi onesta, Guido. Chi lo vuole capire lo capisce e chi non lo vuole capire non lo capisce. E abbiamo introdotto tutta una serie di concetti, 2 o 3 parole sulla partita, poi vi faccio vedere un nuovo grafico e poi le domande. Non voglio stancare Valerio, che sia lui che io siamo stanchi per motivi diversi. Primo tempo male. È vero che l'Inter quando partiva in foga ci ha messo in difficoltà, ma io non ho visto questo dominio del Napoli nei primi minuti. Questa è la 4ª sconfitta negli ultimi 4 stagioni del Napoli a San Siro, con 3 allenatori diversi. Spesso siamo partiti da favoriti, non dal mio punto di vista, sempre conciso con un tracollo dopo del Napoli, sempre conciso con ma se fosse entrato un tiro di Zelischi, se Petagna non avesse fatto l'azione il palo, se Mertens, il tiro di Mertens è difficilissimo. Allora, cominciamo a dire, ho sentito, Mertens se lo faceva in Sile, è difficilissimo perché la palla viene dall'alto. L'unico modo per fare quel gol è devi avere la prontezza di piegare il corpo, altrimenti come la tocchi quella palla va alta. Chi ha giocato a pallone infatti non dice che è facile. Lo so che è molto più bello di classe il primo gol, ovviamente non tutti i giocatori fanno gol difficili, però ce l'hai di colpo, quel tiro, perché voi dovete vedere da come viene il pallone, non viene dal fondo. Allora lì sarebbe stato un errore perché ci è arrivato con troppa superficialità e l'ha alzata troppo. Gli viene dall'alto. E lui sì, hai ragione. Alla fine, essendo più vicino alla porta, tu hai visto il gol di prima, la sensazione è quella che era più facile. E più che altro il gol che segna prende il pallone in un modo talmente particolare, la famosa maledetta che hanno detto, è proprio quel tipo di tiro là. Allora, vediamo subito, dai, non voglio manco analizzarla perché oggi è mancato il carattere. Io ve l'ho detto, la partita con la Roma è il segnale che questa squadra non sarà la squadra che andrà a vincere lo scudetto. Tutti hanno goduto per quel pareggio, io sono stato l'unico. Oggi con l'Inter la devi quantomeno mantenere agli stessi punti, almeno non devi perdere. Perdi, l'Inter non aveva vinto nessuno scontro diretto, la Toro Martine non segnava da un sacco di tempo, quindi solo che noi oggi facciamo 51 sconfitti a San Siro. Allora, dov'è che non abbiamo manco la stampa vincente? Perché se in quelle trasmissioni ti fanno quelle tabelle che non si dicono niente, che oggi si vinceva, il Milan perdeva, poi ne parliamo però del Milan, perché il Milan mi ha fatto veramente paura ieri a Firenze, cioè una sconfitta che ci deve far paura, non godere della sconfitta. Comunque poi ne parliamo. Non puoi far vedere il famoso gol di Maradona e dire che quella partita l'abbiamo vinta, perché la pareggiamo 1-1. Cioè nel Napoli di Maradona non riuscì mai a vincere a San Siro. Quindi è uno stadio che soffri. Però così tu
plasmi la mente degli spettatori, dei tifosi, e poi mi trovo nel canale di Valerio quelli che dicono seccia oppure che non capisco nulla di calcio. Io non capisco nulla di calcio, all'amico Bellino, agli amici Cavellini. Il problema, amici o amico Bellino, l'ha detto, non sono io, sono tutte quelle persone che capiscono il calcio e sbagliano un sacco di valutazioni. Pensa come siamo messi male. Se io che non capisco nulla di calcio non devo presentarmi a te e dice ho sbagliato, sono stato troppo forse superficiale, oggi abbiamo perso. Io ho detto calma e gesto, non certo perché tifo per la sconfitta del Napoli. Vediamo subito il primo grafico perché è molto grave, secondo me, molto importante. Sì, nel frattempo vuoi rispondere a questa No, vediamo di prima il Vittorio? grafico perché è collegato a questa domanda. Ah, perfetto. Manco mi avesse letto nel pensiero. Il Napoli ha la rosa migliore dell'era De Laurentiis, il Napoli ha la rosa più profonda dell'era De Laurentiis. Quanto è bravo Spalletti, che io adoro, sia chiaro, perché sta facendo un sacco di cambi, eccetera. Queste sono le 13 partite fino ad oggi, sono i cambi effettuati dal Napoli, ma cosa importante, i minuti in cui il Napoli ha effettuato i cambi. Guarda Valerio che dall'8ª partita alla 13ª, quando il Napoli è cominciato a battere in testa, è un po' più stanco, perché Napoli nelle prime 8 giornate ha fatto 3x8 24, però dalla 9ª alla 13ª ha fatto 8 punti su 15. Il Napoli non è vero, cioè in più di una partita non ha sfruttato i 5 cambi, e la cosa grave delle ultime partite, quando ormai il campionato è avanzato, è giocato dei turni di Europa League, è giocato dei turni della nazionale, quindi dei giocatori sono anche un po' provati, cioè Di Lorenzo oggi è la 23ª partita della sua stagione e ci sono giocatori di squadre come il Cagliari, come l'Empoli, che sono alla 13ª, 12ª, se l'hanno fatto, cioè ha fatto il doppio delle partite di un giocatore che milita da una squadra dal 10° posto in giù. Beh, questo ci fa vedere che noi non è vero che sfruttiamo i cambi, li sfruttiamo poco, e soprattutto da quando il Napoli in testa e quindi ha tutto da perdere, Spalletti non li sta sfruttando per nulla, è diventato conservatore, era più coraggioso, e soprattutto li sfruttiamo male, perché un quarto cambio all'89esimo è ineretto, perché Lozano che entra e poi riesce, si arrabbiò, cambia al 90esimo, all'81esimo, all'88esimo, 84esimo, 86, oggi anche oggi non abbiamo fatto 2 cambi con l'Inter. Ma questa però è facile da risponderti, ti interrompo un attimo, è perché non ne hai più nessuno, perché proprio la rosa più lunga non ce l'hai, altri cambi che ti possono risolvere la partita in questo momento. No, un ass non c'è, Temme non c'è, Politano non c'è. Significa che Lobotka non lo vedi, esatto. Significa che Malquit non lo vedi, significa che Guram non lo vedi. Esattamente. Attenzione, questa non è una bocciatura, perché non vorrei no, ma non è una importante. critica a Spalletti, ma si è detto perché Spalletti è un allenatore di Serie A di top, no? E noi non siamo nessuno, né Valerio né io né gli amici Ballini. Se fossimo allenatori di Serie A top, lo stesso ci confronteremmo con molto garbo da pari a pari, ma sono dati incontrovertibili, e quindi quello che vi raccontano in TV sono palle, perché il Napoli ha fatto questi cambi, ovvero 57 su 65, ma soprattutto dall'8ª in poi, soprattutto dalla 9ª in poi, sta, tranne in 2 occasioni, di altre occasioni non ha sfruttato, addirittura ha fatto 3 cambi su 5, e cambi molto tardivi, cioè il secondo cambio al 75esimo, male, sì, perché poi questa... pretendi da Mertens un miracolo sull'1-3. Come lo stavo pure facendo. Lo stavo pure facendo. Sì, però attenzione Valerio, io su questo fatto che della partita che stavamo pareggiando sono invece molto pessimista, perché non è la prima volta, ti ho detto abbiamo perso così anche altri anni. La domanda è: perché non giochi così dall'inizio? Perché il Napoli nel triennio sarriano ha costruito una mentalità perdente, che era compensata da automatismi maniacali, da PlayStation letteralmente, anche stancanti. Quindi all'interno di quei meccanismi iper provati in allenamento e collaudati, tu ti sentivi protetto come la coperta di Linus. Fuori da quegli automatismi,
quando c'era una cosa che aveva rotto l'ingranaggio perché ti avevano studiato e dovevi metterci qualcosa del tuo, andavi nel panico. La mentalità vincente non è data dal fatto che tu fai il gollazzo, è data dal fatto che tu fai un gollazzo in una maniera diversa da quella che tutti si aspettano e che anche tu ti aspetteresti. Che poi sia la mano di Dio o la punizione di Dio, quello è un altro discorso, però hai capito? Allora noi, quando Ancelotti stava provando a fare questo discorso, c'è stato un ripudio da parte della stampa, da parte dei colleghi, da parte di alcuni giocatori della rosa, e poi De Laurentiis ha avuto paura, eppure lui è andato sul sicuro. Salvo la rosa, prova a fare... Spalletti ha detto una cosa molto grave, che sbugiarda quanti mesi di narrazione della stampa. Cioè non sono arrivate offerte per nessuno. Quindi chi ha raccontato dei miei colleghi questa è la migliore rosa dell'era, quanto è stato bravo il presidente perché ha tenuto tutti, vedi l'Inter si è indebolita, il Napoli si è rafforzato perché li ha mantenuti tutti, li ha mantenuti tutti perché nessuno ci hanno venuti a chiedere. Questa nessuno se ne è venuti a chiedere perché Napoli-Verona, no, al contrario, non dovete spiegarci Napoli-Verona. Aspetta, siamo ancora online? Non lo so, io mi vedo fluido. Si è fermato tutto? Mm-hmm. Si è fermato tutto. Adesso no. Come l'affronteremo? Giocherà... Valerio è sparito, però c'è la bandiera. Per rispondere a Vittoria l'affronteremo con Petagna e Mertens da subentrato, o Petagna e Mertens a posto di Zelisk, anche perché Giunassa c'ha almeno 3 partite da saltare. Elmas è sostituto di Insigne. Non è che... Pronto Valerio, ci sei? Sì, adesso sì, praticamente vabbè, lo sanno che lo schermo è morto e quindi ogni tanto mi stava morendo anche il monitorino qua e quindi siamo in grosse difficoltà. Non è un periodo proprio felice in generale. No. Questo è solo che, e qua dicevo, il Napoli in questa settimana si gioca la stagione, Valerio. Deve andare a vincere in Russia, dove non ha mai vinto, non a pareggiare, a vincere, perché non può giocarsi l'ultima partita, deve per forza vincere con l'Leicester e deve per forza vincere con la Lazio, perché a questo punto, dopo aver fatto un pareggio con Verona e una sconfitta che rilancia la grande l'Inter, non può neanche pareggiare con la Lazio, altrimenti tutto quello che ha fatto viene non solo buttato, ma questa squadra poi andrebbe in crisi, perché può andare bene solo se lotta per il sogno del tricolore. Se il Napoli lotta per la Champions non va bene. E io vi ho detto, le quote da tenere in considerazione, che non significa che è un augurio, che non significa che è un malaugurio, che non significa che è una speranza, è una quota statistica da tenere presente. L'Atalanta non deve fare più di 34 punti nel girone di andate, la Juve più di 35 e il Napoli ne deve fare a questo punto 43. Se quelle due squadre ne fanno un po' di più e il Napoli di meno, significa che il Napoli non andrà in Champions. E questa e per l'andazzo. E io l'Atalanta, Valerio, la vedo veramente difficile che non faccia 34 punti nel girone dell'andata. La vedo veramente, anche la Juve, perché la vedo veramente difficile. Quindi la partita con la Lazio diventa una partita necessariamente da 1, non che vinceremo, non è facile lì, però ci siamo messi in la sconfitta di oggi è una sconfitta, non è brutta per lo scudetto, è brutta perché di nuovo ti dà un certo tipo di dimensione, è una dimensione collaudata nel corso degli anni, nonostante abbiamo cambiato allenatori, e a questo punto Spalletti e Ancelotti non è che sono gli ultimi due degli imbecilli, ma si vede che la ragione per cui nessuno è venuto a chiedere questi giocatori è la ragione che spiega una squadra che ha quella classifica che si merita. Poi un arbitraggio in più, un arbitraggio in meno, potevi andare comunque in Champions al posto della Juve, ma anche lì è la società che è dimensionata in quella posizione di classifica, lo devi accettare. E chiudo, occhio che il Milan di ieri è stato un Milan pazzesco, fortissimo, molto diverso il Milan dal Napoli di oggi. Ha dominato di testa in campo, sembrava giocare con il pugile d'allenamento, solo che quella famosa percentuale di realizzazione in attacco, che il Milan è ancora molto alta rispetto a Napoli, gli è venuta un po' meno,
e la Fiorentina ogni tiro faceva gol, anche molto belli, e ha beccato una partita storta come realizzazioni in difesa. Quando io vi dicevo il Napoli ha una realizzazione in attacco troppo bassa, però sta reggendo in difesa, la deve alzare perché noi in difesa non possiamo pretendere nulla di più. Ecco, sono venuti meno negli ultime partite delle prestazioni in difesa perché noi giochiamo con l'attacco che non copre oggi tutta la parte d'attacco, mentre l'Inter fino all'ultimo minuto anche Dzeko con la benda in testa andava a pressare, a far perdere secondi preziosi a Ospina. Noi venendo meno quello, Anguissa messo in mezzo 1 contro 5 perché dice Anguissa ha giocato male, però Mario Rui si è trovato spesso a dover fare una scelta, è stato pure bravo. Chi mi seguo quando mi venivano in due? Proteggo l'interno o vado sulla sovrapposizione? Rivedetevela la partita. Oggi Lonzano, che sarà stato un po' più incisino in attacco, e Insigne, però non hanno per nulla, non solo inciso davanti, coperto, e hanno messo in grandi difficoltà con una squadra che ha forti nei quinti, Di Lorenzo e Mario Rui. Se voi vi rivedete la partita, adesso che il risultato acquisito, non c'è la foga, non c'è l'adrenalina, non c'è anche forse un po' a distrazione, vi vedete alcune azioni dove proprio c'è la scelta del nostro terzino con i due che lo affrontano su che zona del campo coprire, e la persona più vicina era a 20 metri perché Sì, non quello è evidente. L'aiuto degli attaccanti è venuto meno oggi. Rispondimi a Vittorio che ci ha mandato questo messaggio un po' di tempo fa. Con Petagna e Mertens. Entrambi in campo? A volte sì, io penso come staffetta, salvo che Mertens non prenda il posto di Zelinski, ma io sto vedendo Spalletti molto conservatore nelle scelte e soprattutto sta dando tante possibilità a Zelinski di entrare in forma e di essere incisivo. Fino adesso mal ripagate, però anche oggi. Vabbè, oggi Mertens è entrato per fare il diavolo a 4, non possiamo manco dire in che zona giocava, perché veramente cercava di coprire tutta la zona d'attacco. Però li vorrei vedere tutti e due insieme, Petagna e Mertens. Sì. Senza dubbio, anzi io non vorrei vederlo poi troppo isolato Mertens prima punta. Esatto. Perché quello è proprio è proprio il momento in cui diventa più decisivo, sceglie lui tra le linee dove può essere più distruttore di difesa. Sono perfettamente d'accordo con te. Io li vorrei vedere tutti e due insieme, vedremo le scelte. Un altro amico in anonimo che ha mandato quel messaggio di prima che era uscito, me lo sono segnato, diceva sembra un po' di rivedere la situazione che è successo anche l'anno scorso con Gattuso, dove poi a questi momenti poi della cosa si aggiungono anche gli infortuni e dobbiamo in qualche modo riorganizzare anche le situazioni d'attacco, aspettare, fare un po' di ripartenza oppure cercare di essere dominanti, però siamo meno incisivi, un po' come è successo proprio l'anno scorso. Però l'anno scorso perdemmo Mertens per quella gravissima infortunio alla caviglia e poi avevamo anche l'espulsione, giocammo veramente senza attacco. La partita di Milano fu una partita sportivamente parlando drammatica. Mertens, vabbè che abbiamo la partita in Russia, quindi stiamoci zitti. Effettivamente l'infortunio di Younas più grave del previsto non ci voleva, perché poi vedete questi giocatori già giocano poco, non hanno la possibilità minimamente di entrare in forma, di avere continuità. Con un Insigne così con le pile scariche era necessario. Certo è che Spalletti se gli dà 8 minuti, 5 minuti, oggi 14 minuti a Mertens, poi i minuti sono stati di più per le 8 di recupero, però diventa difficile. Speriamo abbiamo 3 positivi al Covid, è vero che uno è Zanoli, però abbiamo Demme che è un giocatore che rientrava nelle rotazioni e sta facendo tutta una stagione a singhiozzo, l'abbiamo visto, insomma è il momento cruciale della stagione, le 2 partite importanti, perché la Juve quando l'abbiamo affrontata era in un momento delicato, che poi ha ritrovato altri momenti difficili nella sua stagione, però Roma e Milano ce ne torniamo con un punto
e se quella zuccata della Roma, anche loro possono dire se. Intanto ce ne torniamo, i fatti dicono con un punto, con 2 momenti dove tu potevi dare un segnale diverso al campionato, però poi non dobbiamo offenderci se Marotta o vari analisti lo stesso Non ci calcolano. non ci calcolano, e c'è una ragione, non Sì. è che tu gli dai poi dei segnali che hai detto oh, cavolo, questi sono andati a vincere a Milano più 10 sull'Inter e si sono riportati in testa sul Milan, perché Sì, poi sì. No, volevo rispondere perché molti mi chiedevano la situazione di Osimhen, frattura scomposta, quindi si parlava di un mesetto. Ora Guido, io non vorrei che poi torna per partire per la Coppa d'Africa, sarebbe una beffa. È una brutta segola, perché poi forse una partita la gioca con la maschera, però la maschera è limitante, soprattutto per un attaccante che deve colpire di testa. Però lì è la casualità. Oggi ha giocato maluccio, ma probabilmente innervosito da un'ammonizione ai primi minuti di gioco, che è molto superiore. Anche non è un fallo cattivo, non è un fallo tattico, è foga, è la stessa che Lautaro Martino ha messo per 3 volte, e sappiamo che caratterialmente lui deve migliorare molto. Si sentiva Spalletti che lo richiamava continuamente, però è meglio averlo in campo sano, anche se è nervoso. Qua non possiamo né lagnarci né dire ma se ci fosse stato lì avrebbe messo gol Politano, se c'era Politano. Tu devi far conto su quello che hai e come abbiamo la rosa più profonda e migliore di tutte le leve della Rentis. Tant'è vero che questo messaggio ti fa capire proprio su quest'ultima frase che tu hai detto. Un Vesino al posto di Lobotka, un Augello al posto di Malqui, si è parlato di Augello sulla fascia sinistra, e uno Scamacca al posto di Petagna. Perché arriva questo messaggio di Gregorio? Perché in effetti, come abbiamo detto, Lobotka giocava, ma perché? Perché non era disponibile Dem in quel momento e si utilizzava al posto di Dem. Ma qui non ha mai giocato anche quando era disponibile. Petagna è la riserva di Osimhen sulla carta, però alla fine Osimhen parte sempre titolare ed è anche naturale che sia così, cioè non è una critica a Spalletti, devi mettere Petagna. Se hai Osimhen in forma, fai giocare Osimhen. Quindi questo messaggio ti fa riflettere un pochino su questa famosa lunghezza della rosa di cui parlavamo. Valerio, io parto da un presupposto molto umile. Premesso che io non li alleno e non sono un allenatore di Serie A, e quindi massimo rispetto, ma togliendo anche questi 2 elementi che non sono affatto trascurabili, io penso che un allenatore, proprio per il ruolo delicato che ricopre, e c'è quella famosa bellissima intervista di Fabio Tranquillo dove smitizza anche un po' i meriti e i demeriti degli allenatori, perché dice non possiamo dire che un allenatore è tutto merito suo, perché ci sono talmente tante variabili nello sport, non solo in campo, fuori dal campo. Non vi rendete conto di quante sono, e basta che una di queste vada storta e tu fai dipendere il futuro di un allenatore, come siete trancianti da quello. Vabbè, premesse, queste cose sono tante, ma voi pensate che un allenatore è talmente fesso, chiunque, non Spalletti, che i giocatori bravi non li fa giocare? Allora ci possono essere delle questioni caratteriali, cioè che tu proprio sei venuto alle mani con il tuo allenatore e quello se la lega al dito per questioni proprio di dignità, di amor proprio, ti mette fuori e non ti fa giocare, ma uno. Quindi i giocatori bravi, tu lo vedi, gli allenatori fanno di tutto, si inventano il famoso albero di Natale che nacque col Milan, è perché che aveva tutte quelle mezzali per far giocarli tutti, Seedorf, Kakà, Pirlo, cose. Cioè. Quindi se 3 allenatori, non uno, determinati giochi, insomma, con 3 percorsi di vita e di sport diversi e carriere diverse e 2 carriere molto importanti, di cui una di eccellenza assoluta, perché è una persona che ha vinto Champions e quest'anno si giocherà il suo scudetto, Carletto, in Spagna, che gli manca perché in Spagna non vinse lo scudetto, vinse la 10ª.
Quindi io la vedo molto difficile quando più allenatori, certi giocatori li fanno giocare di meno. Poi ogni tanto c'è l'errore che diceva di questo giocatore, però anche lì non lo puoi sapere se è proprio un errore, perché ci sono i giocatori che delle stagioni non rendono, hanno problemi familiari e sono deconcentrati, poi ti arriva un altro, quella stagione c'è il tuo compagno invece in flessione e a te ogni cosa ti esce bellissimo anche nell'allenamento, allora quello ovviamente l'allenatore dice no, ma io questo me lo metto in campo. Quindi noi dobbiamo far conto su quello che sono i fatti, i minuti che vi feci vedere. Adesso vi ho fatto vedere proprio le sostituzioni. Noi, se no, non riusciamo a fare 5 sostituzioni, che sono fondamentali, tutte le squadre cercano di farle, anche le squadre inferiori. O è molto disattento Spalletti, forse, un po' prudente, forse in questo periodo, però un 1% di possibilità dobbiamo considerare che certi giocatori, diciamo, preferisce tenerli in campo fino al 91esimo piuttosto che toglierli, e altri ancora non si fida. Soprattutto, vedete, non è casuale che da quando è Napoli in classifica, quindi è in alto, è primo, ha tutto da perdere. Oggi, la partita di oggi non è vero che Napoli non aveva nulla da perdere, che aveva tutto da perdere, perché ha rilanciato l'Inter, ha accorciato la classifica, ha perso tanti punti in queste due partite rispetto a Juventus e poteva dare un colpo grosso, quindi dov'è che non aveva tutto aveva molto da perdere, ha perso. E quindi quando il gioco si fa veramente importante sei più prudente. Vediamo perché adesso noi abbiamo 15 giorni di fuoco. Spero, quando ci fu quella famosa settimana di fuoco, Maradona l'affrontò, vinse 3 partite importantissime, Milan, Juventus e fuori casa con Marsiglia, disse a chi vedete che cosa significa avere il carisma. Tutti dicevano sarà una settimana di fuoco, il Napoli di fuoco in realtà, dicevano, il Napoli crollerà, e lui dopo la terza partita, terza vittoria, disse solo questo: doveva essere una settimana di fuoco, è stata una settimana di acqua. Bellissimo. Xavier ci dice: ciao Valerio Guido, non so se ne avete parlato, ma possiamo dire che l'Inter sul terzo gol ha fatto il contropiede vincente più lento della storia del calcio? Oggi ho letto dei messaggi quando non ero collegato, rimarchevoli. Purtroppo, permettetemi, l'avevo detto secondo me sarà uno degli elementi cruciali molto importanti, e lo è stato, ovviamente per loro in positivo, per noi in negativo. Oggi però il calcio è uno sport di squadra con 11 giocatori su un terreno di gioco da 65-70 a 100 metri, 110, 105, secondo degli stadi. Il San Paolo ha un terreno più grande, altri stadi un po' più piccoli. Cioè, Insigne gioca malissimo. No, oggi molti giocatori non hanno trovato la zolla, non hanno trovato le famose distanze, e l'Inter in alcuni tratti è sembrata, loro che hanno faticato con tutte le big fino adesso, travolgente, proprio ci hanno travolti, perché tu non li hai messi bene in campo. Forse la pausa, che per alcuni è stata pausa, per alcuni non lo è stata, poi per chi lo era stata non ha giocato, altra sfortuna, no? Perché insomma Demme poteva entrare oppure entrava al posto di un altro, giocavamo con Demme e Fabio e Anguissà, non ce l'avevamo Politano, che sicuramente poteva fare anche una partita pessima, però non è andato in giro con le nazionali, stava carico a pallettoni, ce l'ha morte con la sua squadra perché non hanno creduto in lui, e Lozano è tornato ieri di fatto con 2 voli intercontinentali, è andata così, i segnali non sono positivi. Adesso ci giochiamo tutta la stagione, non sto esagerando, non è qualunquismo, non è disfattismo, non è l'apocalisse, però nel calcio è il quando. Questo è il quando, questa settimana. È chiaro che poi mancano ancora, il campionato è lungo, però ci sono dei momenti che ti indirizzano. Se io vado a Roma, vado a Trani o vado a Milano, o rimango addirittura con la macchina senza benzina. Questo è il primo bivio.
siamo andati a Trani, non siamo andati a Roma. Il secondo bivio siamo andati, quindi Milano non ci stiamo andando, Milano è la vittoria del Giro d'Italia, no? Per chi segue anche il ciclismo, lì si arriva. Ringrazio ancora Vittorio Penza, anche contro la Roma credo, per essere più equilibrato, penso si riferisca ancora alle sostituzioni e alla formazione. Poi avevo letto questo messaggio, mi sarebbe piaciuto conoscervi quando fu esonorato Ancelotti, mentalità vincente, mandata via, non so se Spalletti ce l'ha, in Italia e in Europa 0 titoli. Guido, la mia memoria non è la migliore del mondo, la tua sì. Noi ci cominciamo già a parlare in quel periodo, se non sbaglio. Io scrissi, se libero di non credermi, signor Cancello, io scrissi un articolo, poi un altro e un terzo, furono i primi con firma e non più come Ghost Rider, lanciando un segnale di non di allarme, infatti non erano di allarme, erano tipo un articolo, erano delle perplessità, poi delle 10 domande, non quelle di Repubblica, rumori. Ovviamente fu tra il rigettato, l'imbecille, poi le cose, e poi lo mandai mesi e mesi dopo a Valerio, che ormai segretamente ci scrivevamo, e lui rimase così, perché queste famose 10 domande ce le ha beccate tutte. Come è possibile? Ma molto oneste, perché non erano 10 condanne, erano tra l'altro domande, ma prima della domanda io le legavo a dei ragionamenti, a delle statistiche, e l'ultima di questa domanda, vedi là, dissi, perché nonostante poche settimane prima, matrimoni infiniti, detto non si discute più del contratto di Ancelotti, e perché, queste sono le ultime 2 domande, non sappiamo quali sono gli obiettivi legittimi. Infatti io non ho mai contestato nulla della Laurentiis, solo quando lui dice parole non educate. Perché qual è la sua filosofia? Quella è la sua filosofia, io non sono nessuno per dire, non è questa la filosofia giusta di una società di calcio, è la sua. Io gli dissi perché però non ci fa sapere più quali sono gli obiettivi di questo nuovo quinquennio, ci disse il primo, il secondo, il terzo e questo quarto. Perché lui può dire questi sono gli obiettivi di questo quinquennio, in modo tale che io tra l'altro li posso valutare. Perché se tu mi dici questo quinquennio io devo vincere 2 scudetti e non li vinco, io posso fare la mia analisi dicendo non abbiamo vinto lo scudetto per questa ragione, quindi io posso legare questo ragionamento intanto al tuo obiettivo e a quello che non ti ha portato a vincere questo obiettivo. Ma se tu non mi dai l'obiettivo diventa molto difficile, tranne se non facciamo i qualunquisti e non c'è nessun dramma adesso, il campionato è lungo, quelle cose là. No, io voglio fare ragionamenti logici e li voglio fare tra l'altro in totale onestà, mettendo un attimo da parte il fatto che uno sia tifoso, è una cosa difficile, ma ho imparato a farlo quando faccio i ragionamenti, e soprattutto legandoli a quello che sono poi delle valutazioni alla fonte vere. Se io non le ho, posso fare tutta una serie di ipotesi, anche concrete, però è rimasto nel buio. Noi non sappiamo, infatti, ormai sta finendo l'ultimo, perché sono 18 anni della presidenza di De Laurentiis, quindi stiamo finendo il quarto quinquennio, dove, vabbè, dobbiamo andare in Champions, ma dobbiamo andare in Champions per una questione finanziaria. È un po' poco, cioè è scontato che tutte le squadre vogliono andare in Champions, quindi anche quello dice uno deve andare in Champions, mi sembra un po' poco. Sì, no, cioè, storicamente, lo sapete, a me è preoccupato di più, se vi ricordate, uno degli episodi cruciali che poi ha analizzato Valerio con quell'amico arbitro, non tanto il fatto è rigore, non rigore, rigore, sempre quel discorso di trasparenza. Perché noi dovremmo ascoltare, cosa che era stata promessa all'inizio quando fu introdotto il VAR, e se voi adesso vi confesso una cosa, succede un terremoto nel canale Valerio, dovremmo ascoltare le comunicazioni. Se io ascolto le comunicazioni, prima ancora poi di fare la conferenza stampa con gli arbitri, so che oggi qualcuno ha detto era rigore su Osimhen, Valeri l'ha visto, ha fatto con le mani no, e quindi lì, facendo così, ha, come posso dire, desaturato il VAR, perché ha detto io l'ho visto, l'ho giudicato io, no, non può intervenire. Però ci sono stati degli episodi, no? La famosa tirata di maglietta di dietro, il fallo lì, dove il VAR è intervenuto, perché scusate, lapsus, perché Spalletti è andato a chiedere
Allora, io credo sempre a tutti, non sono quello complottista. Se Spalletti ha detto così, se il telecronista ha detto così, se in conferenza stampa ha detto così, se lui dice no, io sono andato a chiedere, il telecronista Spalletti è andato a chiedere, il quarto uomo ha detto che è stato valutato, eccetera. Perfetto. Quindi è intervenuto, quindi a volte interviene, a volte no. Ci fate sentire che cosa vi siete detti, in modo tale che noi così sappiamo che quell'azione, che poi rivista nei vari replay, il rigore è nettissimo, non mi riferisco alla tirata di maglietta, altre, che lì era grave perché non potendola vedere, l'arbitro lì non è in cattiva fede. Se sta di fronte al giocatore non può vedere quello che succede alle spalle. Però se io sento le dichiarazioni, sappiamo quello che sono detti e perché hanno valutato quell'azione in quel modo. Se non le sento e non mi interessa poi fare la pagliacciata di Orsato dopo 3 anni e mezzo, io oggi le devo sentire quando è finita la partita, non posso neanche giornalisticamente valutare l'azione. Vedi, hanno chiamato questo tipo di fallo perché questo dice il regolamento e l'arbitro effettivamente ha visto bene, noi l'avevamo valutato in un'altra maniera. La battaglia è sulla trasparenza, ma evidentemente non interessa a nessuno, e anche la stampa spingendo sull'anima dei tifosi che non ragionano, la spinge in un'altra direzione. A noi non interessa il singolo episodio, tranne che non analizziamo come caso studio. Se non analizziamo come caso studio e non come Napoli, Verona, Inter, Juve, purtroppo questo non avviene. E se non avviene, io non sono contento. Chiaro. Guido, fermati. Sì, la leggo subito, però fermati perché siamo tipo 370 persone e non stiamo nemmeno a 300 like. Facciamo silenzio per 2 minuti. Hai ragione. Cioè, voi forse non si rendono conto, non vogliono capire. Io faccio leggere perché poi c'erano 2 cose. Volevo leggere questa di Salvatore e quell'altra su Insigne Portugal, non la volevo perdere. È vero, è verissimo questa cosa. Diciamo solo questa, poi facciamo veramente prendere il cronometro, 2 minuti di silenzio. Sì, ma la devono finire, non esiste. Avete notato come Insigne 2 o 3 volte, no? Con quella palla che lui torna indietro, la vuole tirare, si è innervosito perché la muravano e faceva quella faccia da bambino imbronciato. Lo so, però ci siamo intestarditi in quella chiave tattica e abbiamo fatto a volte il gioco dell'Inter, che poi con la mancati rientri li mettevamo ancora più in facilità, perché poi a me ha fatto molta più impressione, ripeto, per qualità, per forza di testa. Può sembrare una follia la mia, ma non è così. Per concentrazione, ma proprio per la serenità con cui ha preso un gol, ha continuato a giocare, ha preso un altro gol, ha continuato a giocare, ha preso un gol al 46esimo, che non lo farà mai più Saponara, ha preso quel gollazzo, il 3-1, ha continuato a giocare. Come qualità ieri il Milan è stato molto superiore all'Inter di oggi. Che è andata a folate. Chiaro. Questa poi a margine sempre per il discorso Insigne, però non rispondo. Aspetta, devo vedere. 318? No, sono pochi, no, non andiamo avanti. Da me sul telefono, sulla TV e sul PC, però un like posso mettere. Non ti preoccupare, Valentino, non ti preoccupare, facciamo il silenzio. Addirittura Castle Crash. Guido, tu devi sapere che ci sta gente. Io tenevo un altro canale dove giocavo, era un canale gamer. E ovviamente non lo sto curando più e me ne dispiaccio, e ci stanno questi amici che vengono sul canale del calcio a dire Castle Crash, devi giocare a Castle Crash. I'm so sorry my friend, but I don't have time and I don't have non tengo a capo per continuare a giocare. Non nascondete like perché sappiamo che li avete. Allora non vogliamo fare il caso, Guido, però io la dico tatticamente, proprio al contrario del caso. Per me oggi, senza retropensieri, senza niente, io lascio addirittura in campo Lozano, che qualche spunto l'aveva dato, tolgo Insigne, metto Mertens sotto punta e sposto Zielinski a sinistra. Ma la dico, so che Zielinski il gol non basta a fargli avere un buon voto,
perché il gol lui ce l'ha, è la prestazione che deve migliorare, che ci ha fatto vedere l'anno scorso, però sta cominciando a toccare più palloni tra le linee, quindi io avrei lasciato Zielinski, tolto Insigne, però adesso questa è la mia domanda per te e anche dell'amico, si crea un caso se al 60° via Insigne dentro Mertens? Sì, l'impressione, ho visto che Spalletti tra l'altro poi una volta l'ha detto, lo farò giocare un po' qualche minuto in più, l'impressione è che veramente poi Insigne lo disse anche Gattuso, e per dirla Gattuso, che non è mai stato un mostro di simpatia, che Insigne è musone, ci siamo infilati in un cul-de-sac che non è, attenzione, non cadiamo almeno noi nel canale di Valerio in questa trappola del contratto, è un cul-de-sac tecnico e caratteriale, perché ci sarebbe, anche se Insigne in realtà il contratto l'ha rinnovato l'anno scorso, avesse rinnovato l'anno scorso, usiamoli pure i tempi della nostra lingua, al 2026, quindi vi metto proprio la mano sul fuoco, pure se noi avessimo Insigne col contratto 2026 con 7 milioni più bonus facilmente raggiungibili, chiaramente abbiamo questo problema, perché io mi ricordo un anno, andando indietro del tempo, Insigne che sbotta, che interviene Maggio, un altro anno interviene Pepe Reina, e la terza volta c'era Maggio con un piede sopra il gradino della panchina, così accovacciato, come una sorta di guardia, cioè, per tenerlo a vista. È un fatto caratteriale, ricordiamoci un fanculamento con Sarri pure, quell'anno era un Benizio, c'è sempre stato. Adesso che il capitano 400 e passa, c'è pure questa cosa qui, è ancora più grave, quindi questa cosa qui caratterialmente c'è sempre stato, cioè mentre Hamsik veniva sostituito, umiliato a volte anche dalla stampa, e tu non l'hai visto mai alzare un sopracciglio, mai, non stracciare una bottiglietta, e non era bello, e perché ci sono dei giocatori, perché proprio sai che non ti rompano le scatole, è più facile sostituirli, perché poi comunque tu te le tieni tutta la settimana no, il caso c'è, non dobbiamo nasconderlo, e rischia di diventare, come ho detto, un cul-de-sac, ma non c'entra niente, rinnova e non rinnovo è tutto quello che si sta montando, perché tu a me non interessano i voti, però come disse, questa è una cosa che ha sempre detto Valerio, i giocatori invece se li vanno a leggere, dà fastidio, poi addirittura è stato inventato il fantacalcio, a volte i giocatori stessi giocano al fantacalcio prendendosi i giocatori delle altre squadre, ci sono delle ricorrenze pericolose nel giudizio di certi giocatori. Io ve l'avevo detto, perché ho troppi anni, troppe partite sulle spalle. La luna di miele è già finita. E oggi gli attacchi a Spalletti ci sono stati, gli attacchi a Ospina ci sono stati, bisettrici, che poi in realtà non è una questione di bisettrici. Il portiere copre la porta sfruttando ovviamente il cono del triangolo. Il problema per chi gioca in porta, perché voi dovreste andare, ciascuno di voi, che anche se non gioca a pallone, una volta dovrebbe andare in un campo di calcio regolamentato e mettersi una porta di calcio, e capirebbe che effettivamente sarebbe troppo facile andare molto avanti. Dice, io vado molto avanti perché così riduco il cono e mi basta fare un passo e buttarmi, riesco a parare la porta, perché ovviamente il triangolo è molto più piccolo. Se sto dentro la porta, il triangolo è tutto 7,32 m la porta, non 6 metri come ha detto oggi quello lì, quel giornalista, è 7,32 m per 2,44 m. Se la mia memoria non mi inganna, andate a controllare, vedete se Guido Gentile ha sbagliato, non è 7,32 m, è 6 metri come è stato detto nella trasmissione oggi, mi sono sbagliato, però 1,32 m in più, visto che fai le critiche al portiere, non è poco 1,32 m in più. Il problema è che tu non puoi stare tanto fuori dalla porta, perché veramente prenderesti tanti quei gol scemi, non i pallonetti. Dovreste realmente, non si tratta, quando sta facendo il Guido Gentile, quello là, io ho giocato a calcio, no, perché non ho giocato in Serie A con molta serenità, ma veramente inviterei a ciascuno di voi di fare questo esperimento, e dice, porca miseria come è difficile. Tant'è vero che
il piazzamento, il tempismo, non è solo l'esplosività. Il ruolo del portiere è un ruolo molto difficile, cioè quando stai là, cioè, ci sono salotti delle case delle persone che non sono 7,32 m, casomai sono 6,80 m, ti sembra una stanza grande. Quindi sì, oggi siamo fragili mentalmente, siamo tornati fragili mentalmente. Oggi quando vedevo la partita ho detto a San Siro, invece di tutti quei cori per un siltacci, mettete la canzone di Valerio, almeno ci divertiamo, che siamo fragili mentalmente. Lavali col fuoco, fate qualcosa di innovativo, tutti sempre le stesse cose, lavali col fuoco, colera, non vi lavate, è un po' di fantasia. Siete la capitale della moda, insomma. Difficili, ricorda le volte di Insigne con Sarri. Vabbè, io ricordo anche proprio anche l'atteggiamento che ebbe Sarri poi nel post partito, deve stare zitto, non mi deve rispondere. Poi c'è modo e modo, ovviamente, però è storia, ragazzi. Noi dobbiamo essere bravi a non dimenticare le cose che ci sono già accadute, proprio per, in teoria, per far sì di poter crescere, risolvere e migliorarle. Alcune non si possono poi migliorare, dobbiamo semplicemente accettarle. Vediamo Sal, il mio amico Sal dice: la soluzione era mettere Lozano a sinistra che ti dava ampiezza e profondità, e a destra Zielinski, oppure bene Di Lorenzo più avanzato rispetto ad Elmas, come fatto dal mister. Sì, ti ripeto, Sal, qua Lozano a sinistra, Lozano a destra, per me non ho capito la sostituzione di Lozano insieme. Quasi, anzi, io non tengo niente da nascondere, la dico. Sostituire Lozano e Insigne significa non sostituire solo Insigne. L'ho detta. Cioè, fa meno rumore perché hai sostituito anche Lozano, perché se avessi sostituito solamente Insigne dice allora è l'unico che sta giocando male, e invece no, hai tolto tutte e due le fasce per voler cambiare un pochino, mischiare un po' le carte in tavola. Però vedi, oggi sono successe delle cose molto negative per noi, ne dobbiamo analizzare con onestà. Diciamo che la prima parte della partita era ai punti. Io, insomma, colleghi hanno detto che noi abbiamo nominato 25 minuti e il loro parere li rispettiamo, ma non lo condivido. C'ho le cose segnate, non mi trovo. Vai avanti. Se è andato in vantaggio con un blitz, anche una bella sventola di Zielinski, quindi puoi invertire l'inerzia della partita. Diciamo, non voglio dire che è iniziato timoroso, però non è iniziato dominando. Poi ripeto, quello è il parere di rispettabilissimi colleghi, però il campo non stava dicendo quello. Comunque l'Inter sembrava aggressiva, non sembrava affatto timorita, mi sembrava avesse più energia. La prima impressione che ho avuto dopo tutti quei minuti, speriamo che non la facciano tutta così la partita, che calino alla distanza. Infatti sono calati alla distanza, diciamo, quindi, perché veramente pressavano come degli ossessi. Come la reazione dopo quel vantaggio, quel blitz, che comunque può far male all'avversario, ti sei squagliato come neve al sole, quindi non è che dici sei stato travolto 1-2-0, vabbè, non la recupero più a Milano, sei andato sotto 2-0, no, sei andato in vantaggio. Quindi ci sono tante cose, non è il singolo Insigne, cioè tante cose che non hanno funzionato, e ricordiamoci che tu nel finale della partita con la Roma l'hai rischiata di perdere, dopo che i primi 25-26, quanto la prima parte del secondo tempo, si vedeva che ne avevi di più, avevi più forza, e lì non hai fatto i cambi, diciamo, però non hai azzannato l'avversario, ti sei accontentato e hai rischiato di perdere. Ecco, la differenza è che la Roma è la Roma, negli ultimi 5 gironi non ha mai superato i 40 punti, e l'Inter l'anno scorso ne ha fatti 91, e perciò ti ha fatto 3 gol, pure se è indebolita perché non ha Lautaro Martinez. Evidentemente è un campionato che ti puoi permettere di cedere Lautaro Martinez, Lukaku, scusate lapsus, e lo vinci lo stesso, vedremo. Però questa è la differenza, cioè i segnali sono stati gli stessi, è invertito dei minutaggi. Molto lunga, è vero. Mi sbaglio o stasera ho visto una squadra molto lunga? Vaghi ricordi di un calcio vecchio dove attacco e mi lascio attaccare, scelta o sviluppo della partita? No, non è stata. Fino adesso dobbiamo riconoscere che Napoli è stato sempre organizzato, ha concesso pochi tiri,
però poi faccio vedere quell'altro cartello che ti ho preparato. Sì, sono pronto. Subito, non è... Chiedo scusa per lo starnuto. Bless you. Non è stata sicuramente una scelta, perché nessuna squadra sceglie di essere lunga perché si suicida. Siamo stati lunghi, vi ho fatto notare, siamo stati lunghi, a volte abbiamo lasciato un 4 contro 4, tant'è vero che l'Inter ha tirato tanto. L'Inter oggi ha tirato 17 tiri, è il record negativo della stagione, cioè il Napoli non aveva fatto tirare mai più di 13 tiri, però mediamente ne concedeva 9, cioè oggi il Napoli ha concesso il doppio dei tiri in media concede nella stagione. Ecco cosa significa essere lunghi. Ne ha concessi 7 in porta, che vi dico a fa che è il record negativo, e poi uno dice dovevamo vincere a Milano. Aiutami però anche in questo. Ecco cosa significa affrontare l'Inter e non il Torino. E non il Torino. Perché se poi possiamo comparare le due partite, perché entrambe le squadre hanno cercato di non farti giocare aggredendo e quindi spezzando il gioco, esatto. La differenza è che poi quando attacca l'Inter con Perisic è una cosa, quando attacca l'Inter con Lautaro è una cosa, quando attacca il Torino con Sanabria o chi c'era per loro sono meno pericolosi. Questo sì. Poi dobbiamo capire quando affrontiamo Torino, certe squadre. 19,34, oggi 19,53. Siamo lì. Non eravamo mai scesi sotto i 22, che è stata la serenità, però mediamente il primo tempo 25, 28, 27, 27, 25, 25, 24, 26. Quindi parliamone che partita spettacolare, una partita furba dell'Inter. Ha giocato sulle sue carte vincenti e ha giocato sulle debolezze del Napoli, che va in difficoltà quando la metti sul fisico, quando non gli dai la possibilità di anche avere un tiro contratto e far ripartire l'azione e farla ripartire. Ma Napoli è molto bravo, in questo periodo è stato molto paziente a volte a far ripartire un'azione, a farla ripartire. Se invece tu spezzetti l'azione del Napoli, diventa molto meno incisivo. Siccome il Napoli ha più punti dell'anno scorso, però il rendimento dei dati principali è nettamente inferiore. Guido, a questo punto, adesso parliamo di quest'altra tabella che mi hai dato, però a questo punto mi viene in mente una domanda a urto. Noi dobbiamo affrontare la Lazio di Sarri a livello di falli, come stanno messi? È la squadra sarrista? Perché io non credo che sono una squadra di grande possibilità. Anche loro faranno una partita del genere. La Lazio non ha nulla di sarrismo. Infatti. Tra l'altro mi fai una domanda provocatoria, perché poi dobbiamo capire questo sarrismo che cos'è. Poi prima erano esoneri su esoneri, dopo è ciascuno gioca come vuole lui al Chelsea e nella Juve. La Lazio con le partite che ha vinto le ha vinte in contropiede, come il derby o l'Inter. Dobbiamo dire, Lazio-Juve è una partita da 0-0, ma veramente da 0-0, credo sia una delle partite più brutte degli ultimi 20 anni. Ma la Lazio ha fatto un tiro in porta all'ultimo minuto. Prima dell'ultimo minuto aveva 0 tiri in porta, quando il Napoli di Sarri era la prima squadra, come il Napoli di Benizia, come il Napoli di Ancelotti, come il record l'anno scorso di Gattuso come tiri. Quest'anno è la Roma la squadra che ha superato adesso il Napoli. La Lazio ha 151 tiri e 64 in porta, 25 gol con Immobile. La Roma non l'ha aggiornato perché doveva finire la partita prima di questa partita, quindi con una gara in meno 222. Il Napoli 194, quindi c'ha 43 tiri in più della Lazio, passaggi, qualunque dato, possesso palla, non è per nulla il Napoli di Jorginho, Allan e Hamsik. Esatto. Quindi come l'affronta? Il Napoli se la perde perché la Lazio è stata brava in contropiedi a fregarci. Ed è la cosa che mi preoccupa, che nelle ultime partite abbiamo visto erodersi sempre di più la percentuale d'attacco. Oggi ne abbiamo fatti 2, però abbiamo difficoltà a segnare, abbiamo incominciato a prendere gol.
Però non ti aspettare, poi la Lazio fa una partita scintillante, non ti fa vedere palla, gli facciamo i complimenti, però io l'ho vista sempre proprio perché questo mito di Sarri, tutte le partite che ha giocato in queste 13, anche quelle in Europa la Lazio ha fatto abbastanza male, è un girone abbordabilissimo, dove è in bilico tra uscire, fare la seconda, fare terza, e non è un girone, è vero che il Milan è una situazione umiliante, però c'ha pure il Liverpool, l'Atletico, eccetera. No, è una squadra che quando è pericolosa in contropiede, avendo un terminale d'attacco come Immobile e anche due talenti che conosciamo, no? Savic, eccetera, e ti può incidere. Però il famoso Sarri Ball, scordatelo. Cioè, non l'ha fatto fino adesso, in 13 giornate non l'ha fatto. Con la Juve sì, qualche passaggino, però era di una noia mortale. Io ho detto, la partita Fiorentina-Milan, faccio veramente vivi complimenti da analista, da sportivo al Milan, perché raramente ho visto perdere una squadra che ha giocato con una tale forza e concentrazione. A volte il calcio è crudele. Ho visto più Sarri Ball lì che con una squadra che continua a avere un sacco di infortunati. Quando certo. torneranno tutti nel Milan saranno cavoli amari. E infatti a livello di infortunati Vittorio ci ricorda, mi sarebbe piaciuto vedere un Asso oggi, peccato. Oggi lo so, ma non possiamo fare i conti, non c'era però Guido, io non posso fare a meno di ricordare l'ingresso di un As al 46esimo contro la Juve. Cioè, vuoi cambiare la partita? Dimostrazione di coraggio, vera sostituzione che cambia l'assetto tattico, e in effetti non lo fa più. Ora bisogna capire perché si gira in panchina e non vede giocatori che la possono spaccare, che possono cambiare, oppure se c'è dell'altro e sta... Perché c'è stato un passaggio in cui Spalletti ha detto: perché dovrei tornare al 4-3-3 quando abbiamo fatto così bene con il 4-2-3-1? Cambiare mi sembra anche strano adesso, giusto? Diventa un po' una vipera che si morde la coda quando tu non vinci nello sport. E quando non vinci da tanti anni, vabbè, non abbiamo mai vinto, è veramente dura. Cioè, tutti i cicli finiscono, finito pure quello clamoroso dei Boston Celtics negli anni 50, degli anni 50 e degli anni 60. Però è così nello sport. E quindi quando tu il coraggio te lo danno le vittorie e i trofei, quando tu non vinci e non è fatto di spallette, è umano con tutti, in tutti gli sport, in tutti i contesti. No? Sto andando a vedere una cosa, aspetta, sì, perché per esempio oggi, come si chiama, Inzaghi ha cambiato al 62esimo 2 uomini, al 75esimo 2 uomini e poi ci sta l'ultimo all'88esimo, però ha cambiato al 62esimo. Ve l'ho già detto, se vuoi fare un cambio che speri che incida un po', almeno 30 minuti glieli devi concedere. Quindi già al 62esimo, vabbè, diciamo considerando il recupero, 30 minuti li fai. Io dico che anche al 55esimo, cioè dopo i primi 10 minuti del secondo tempo, quando hai visto che certe cose continuano a riprendere, non devi insistere. D'altronde ce l'hai questi 5 cambi. Noi addirittura non li abbiamo fatti, cioè noi abbiamo fatto al 55esimo i cambi che sotto di 3 gol che Inzaghi ha fatto al 62esimo, sono ulteriori 13 minuti. Insomma, vedremo, perché adesso affrontiamo un filotto di gare tutte difficili e ravvicinatissime. Vedremo chi giocherà. Fino adesso possiamo dire Di Lorenzo ha fatto tutti i minuti di tutte le partite, anche le nazionali, tutte. È una roba incredibile. Domanda per Guido: ma non essendo presenti nel Consiglio federale, la società dove può far sentire le sue ragioni per le mazzate su Osimhen? Questo è un lavoro che andava fatto negli anni con dirigenti pesanti, non a caso l'Inter si è andato a prendere Marotta
E quello è il grande, perché la Juve lo vuole, il grande, altro che il contratto di Insigne, il grande uomo di mercato della stagione, il contratto di Marotta. Il peso, cioè è sbagliato in società non avere nessun uomo di campo, di ex campo, no? ma anche per una questione di allenatore. Io sono convinto che se Napoli avesse avuto, sbagliando sicuramente, lo dico, negli anni di Benitez come un vicepresidente, anche un Gianni Improta, per dire, una cosa che Gianni Improta da parte, senza che ci sono i giocatori, si fa una chiacchierata con Benitez da parte, e senza che poi nei vari siti si sono detti, hanno detto no, quando uno vuole fare segretamente, e dice Rafa, noi siamo entusiasti di come, cioè stai cambiando in chiave internazionale la squadra, però non solo non ti vergognare, ma ricorda che in Italia al 70° stai vincendo 2-1, puoi mettere un centrocampista in più. Allora, una cosa che te lo dice Gianni Improta, vicepresidente del Napoli, un uomo di 70 anni che ha giocato a pallone anche ad alti livelli, pure se non ha vinto Champions, una cosa che non te lo dice nessuno, perché tu allenatore non ti senti umiliato, non ti senti sminuito e non ti girano le balle, che dice a te, al ragazzino, ma tu chi sei che c'hai 30 anni, non è mai come vicepresidente. Noi, che è diverso dal direttore tecnico, non è giunto lì, che il capo, diciamo, della sezione tecnica, ai suoi uomini per lo scouting, gli può dire dove manchiamo, ci manca questo tipo di profilo, c'è un terzino fluidificante che sia bravo a crostare subito senza dover rientrare sul piede opposto, cose del genere. Sono tutte, è la stessa cosa un dirigente che alza il telefono, è una chiacchierata in diretta, perché poi i bravi non sono quelli che ti chiamano e dice ladri, pelate le patate, mi avete rubato una partita, e casomai la prendono, hai visto che bel campionato, ma è bello, ma stiamo attenti a non rovinarlo, perché poi quando noi dobbiamo andare a ridiscutere i contratti all'estero, hai capito? Anche in questa maniera un po' astuta subito. È diverso se noi andiamo con un campionato che ci sono poche polemiche, rende tutti felici, lo spettacolo. E noi non ce l'abbiamo queste figure. Cioè, voi non pensate, non c'è quelli che dicono De Laurentiis quel sito, no? Subito dopo la partita famosa, e poi abbiamo avuto la Roma e poi abbiamo avuto l'altro, cioè, nei siti De Laurentiis ha chiamato, si è fatto sentire, meno male, no? Non avrà chiamato e non si sarà fatto sentire, ma non credete a quelle cose che uno chiama ladri, patate, non è così. Poi casomai lo fa e li sbaglia, io lo dico sempre, Presidente, li sbagli, perché tieni la squadra che è un gioiello, una buona amministrazione, non devi dire le parolacce in televisione, perché poi diventi attaccabile da quella stampa del mondo. Ma non si fa così, cioè tu lo fai in maniera, e ovviamente il dirigente dell'Ajax messa così non si sente attaccato, perché sa che il suo uomo ha sbagliato. Quando gli arbitri sbagliano, non è che quello non sa che sbaglia, e a tutti dà fastidio dire guarda che il tuo collaboratore ha sbagliato. Se ti chiamano, no, non è che dice, è molto meglio quando dice no, Valerio hai fatto un grandissimo concerto, ma se Valerio sbaglia 8 accordi e uno chiama il manager Valerio, quello lo sa che Valerio ha sbagliato 8 accordi, non c'è bisogno. Allora dice ma sai, noi dobbiamo andare a suonare a Los Angeles, al vecchio forum, e già c'è la prevendita, sta andando bene, mi raccomando, ma sono riposati i ragazzi, ma c'è qualche problema? Ragazzi, ma i dirigenti di razza sono dirigenti di razza. Senti Guido, poi guardiamo questa tabella perché voglio capire come leggere questi numeri. Time Paradox ci dice: domanda che può sembrare provocatoria ma non lo è, per vostra opinione quale partita sarebbe stata la migliore come prima sconfitta? La prossima. Prossima? No, nel senso sempre la prossima. Sempre la prossima. Non con l'Inter, perché ragazzi, quando il Milan vinse lo scudetto con Ancelotti, voi non dovete credere a no, il campione del lungo, chi fa sport ad alti livelli, poi dopo ti racconta tante cose. E lui disse, io capii che quell'anno avremmo vinto perché andammo a vincere a Napoli. E non era un grande Napoli, era il Napoli che Lavezzi fece quel gol da terra, però perdemmo 2-1. Me lo ricordo perché fece malissimo quella.
ci sono delle partite come vittorie o dall'altra parte sconfitte che sono quel famoso bivio, no? Io sto andando a trovare Valerio, sbaglio strada e torno indietro, invece prendo addirittura la scorciatoia e vado dritto per dritto, ci metto mezz'ora in meno. Questa è una partita che intanto indirizza il campionato, perché dopo Roma non azzannare. Questa è una partita che tu non dovevi perdere. Vincerla significava che forse quest'anno facciamo veramente la voce grossa, perderla significa, vabbè, come tutti gli altri anni, come io vi avevo detto, quindi come noi non dobbiamo vincere lo scudetto, al contrario di quelli che dicevano, siamo favoriti, avete visto, io avevo ragione, che Gattuso out, perché dovevamo vincere l'anno scorso, quest'anno avete visto, no, non dovevamo vincere l'anno scorso, non dobbiamo vincere quest'anno. E io per questo poi non riesco a fare nessun cammone. Meglio perdere col Verona e pareggiare con l'Inter. Cioè sulla classifica sono gli stessi punti, ma mettevi in crisi l'Inter, la tenevi indietro, ma invertire, se proprio dovevi scegliere in queste ultime due partite, così ti voglio rispondere, era meglio invertire. Per quanto ti poteva dar fastidio perdere col Verona in casa, era meglio invertire. Napoli-Verona, a quel punto diventava veramente ancora Napoli-Verona. Io ti ribalto la risposta e ti dico meglio con l'Inter, perché penso di conoscere la psicologia, sono fragili mentalmente di questi ragazzi. La sconfitta con l'Inter, i ragazzi la possono metabolizzare meglio, perché sono i campioni uscenti, perché la squadra sulla carta è più forte e quindi possono sentirsi, vabbè, sono più forti, ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta, però possiamo riprendere a vincere. Magari, hai capito, con l'Inter tu la accetti, con una squadra più piccola lì tu dici il dramma, il famoso però, dramma, Valerio, che non vogliamo fare. Hai perfettamente ragione, però vediamo insomma le prossime partite. A me non preoccupa, tutto sommato non scompone la sconfitta, per quanto io, come dice Brad Pitt, detesto perdere più di quanto ami vincere, quindi mi mettono di cattivissimo umore le sconfitte per una settimana, e alcune non me le dimentico mai. Tra l'altro, finiamolo con queste maglie, le maglie evocative, facciamole, vendiamo. Bravo, bravo, mi ero dimenticato di dire. Ma mai non vinto va con le bene. maglie, mai vinte con le mani, mai. E vabbè. Quindi ho molta paura per la partita di la statua col pallone sbagliato, al piede sbagliato. Io ricordo 2 volte amavo oltremodo Pino Daniele, è suonata Napoli e al San Paolo 2 sconfitte in casa, di cui una sono quella proprio la Juve, è tua colpa, eccetera. Siccome Napoli è la patria della scaramanzia, il corner, eccetera, perché devi andare contro al tavolo di gioco? Falla per una festa, per gli amichevoli, è bellissima, per un'occasione speciale, però. Tant'è vero che poi De Laurentiis, che invece è scaramantico, ha detto non si fa più Napoli. In quel caso si doveva fare perché era morto Pino Daniele, però non portò. Sì, ma ci sono tante canzoni di Pino Daniele più adatte a dare la carica. Purtroppo Napoli, che è un capolavoro, non ti dà la carica, ti ammoscia. Lo dicemmo sempre, era chiaro. No, vabbè, puoi toglierlo questo grafico, era solo per vedere che stiamo tranquillamente, però per esempio c'è un dato, facciamo molti più falli di quanti ne facevamo con Gattuso, e questa è una delle ragioni per cui, ma parecchi di più, pure se siamo la squadra meno favolosa in Serie A, ma pensa quanti pochi ne facevamo con Gattuso, 117 a 158. Questo dato te lo volevo portare perché vedi oggi però meno tiri nello specchio stiamo facendo, molti meno tiri nello specchio, ragazzi. Questo dato a me preoccupava, lo sto dicendo, e poi una percentuale che fortunatamente è più alta rispetto a quella disastrosa, perciò poi facevamo e quello ti spiega poi i punti in più, no? Perché tu col 27% di realizzazione offensiva non vai da nessuna parte, nonostante eri la squadra con più tiri in porta e fuori dallo specchio. Quello ci fregò. Avevamo meno tiri subiti, cioè 37 tiri nello specchio. 2 tiri 84 è partita, cioè, ragazzi, era tanta roba, cioè, però dici no, poi gioca male, è disorganizzato, però i numeri dicevano altre cose. Il problema è che facevamo pochi punti e facevamo pochi gol rispetto a tante azioni. Lui diceva che, e poi se ne usciva col veleno, anche lì le parole sono importanti perché ti metti sotto schiaffo.
Se poi lo dice Mancini e piange per i 2 rigori sbagliati per la qualificazione, diciamo che è un genio, però nello sport poi a un certo punto vedi l'Inter, il Milan ieri, se tu c'hai quello là che boom, due gol, se quelli non fanno il 3-2, il terzo gol, non solo non la pareggia il Milan, la vince. Sì, io sulla La maglia è orrenda, lo possiamo dire. Ma... Io l'ho detto pure sulla blu, questa qui, non avendo, essendo a sfondo bianco c'è meno stacco, poi vorrei anche il parere editore, ma già si era espresso, c'è meno stacco per quanto riguarda quell'impronta digitale, ma continua a non piacermi questo fatto che c'è sullo stomaco, che poi capita sullo stomaco, quindi non c'è uno sviluppo armonioso della grafica. Purtroppo non mi piace, lì è il gusto. Ma sembra che lo stai guardando dal mirino di un fucile a precisione. Cioè, veramente, poi ripeto, massimo rispetto per chi la fa, però posso essere un tifoso prima ancora che consumer, no? Scontento, posso dire che non mi piace. Quando una cosa è bellissima, dico è bellissima. Non mi piace, non per partito preso. E poi Guido, anche questa limited edition. No, su quel tipo di iniziativa non ripeto, filosoficamente, se quella è l'idea della società non dico nulla. Io dico no, a me non piace. A me non piace perché è elitario. Graficamente non mi piace. Io poi vi avevo detto in anteprima, guardate che io ho avuto la soffiata che la statua la mettono dentro il San Paolo. Ecco, quello filosoficamente molto peggio della maglia. Non è sbagliato perché le statue di giocatori, da che mondo è mondo, non di calcio, di giocatori, anche vengono messe fuori dal palazzetto, anche per non solo i tifosi avversari, per i turisti, ma la statua di Maradona, che è un eroe del popolo, che ci ha rimesso la vita e la carriera proprio per non andare a pranzo se no faceva la carriera di Platini. Non puoi metterla davanti allo spogliatoio degli arbitri, cioè mi sembra più autoreferenziale. Aspetta, Guido, aspetta. Fermi. Vabbè. Nicola, no, aspetta, fammi rispondere. No? Ma ti rendi conto che per tutto questo tempo sei stato a sentire il nulla? Fatti una vita tu. Noi siamo perché ci sono 11.000 persone che stanno aspettando, 11.000 poi scaglionate che se la guardano dopo, e anche per rispetto delle persone che hanno piacere di ascoltarci. Io potrei starmene a letto a riposare, dovrei starmene a letto a riposare, Guido anche perché mi sembra raffreddato. Noi parliamo del nulla, tu stai tutto questo tempo Valerio, ad ascoltare il nulla. Posso dirvi una cosa, visto che non l'avevo voluto dire, no? Mamma mia. Per signorilità non l'avevo voluto dire. Ma abbiamo lanciato delle idee, io ho lanciato delle idee in anteprima, le abbiamo viste realizzate. Quest'estate sul canale io ho detto, Presidente, questo non va bene, questo non va bene, poi te lo metterò per iscritto in un articolo. Sì. Di quel famoso articolo, già 3 idee la società ne ha realizzata. L'ultima, quella di portare i ragazzi delle scuole calcio. Io sono orgogliosissimo di questa cosa. In tanti anni di giornalismo sportivo non era mai stato fatto. Perché non era stata lanciata questa idea? Io l'ho lanciata con altre. Il giorno che mi vedo Robert De Niro seduto a fianco al presidente, cioè mi presento veramente convertito da Task Trainer nel canale di Valerio. Non vedo l'ora. Quindi grafici, idee, momenti storici, cinema, smitizzare dei luoghi comuni come il famoso Napoli, Italia-Argentina. Contento tu, ma che poi abbiamo un tono scherzoso, a volte divaghiamo. Io non lo volevo dire, però insomma, credo che non sia mai stata proposta questa cosa. Io l'ho scritta, che la società sportiva apre addirittura a 3 euro, ovviamente con gli accompagnatori adulti, a tutte le società di calcio della regione, e io sono contentissimo, perché poi i giornalisti questo devono fare, Valerio. Non devono quelli dicono dobbiamo raccontare i fatti, no, dovremmo avere la speranza di costruire un mondo migliore. E a me uno stadio pieno di ragazzini, non che urlano merda, che giocano a pallone, che si innamorano del calcio, che sono gli spettatori, i tifosi del futuro, mi fa molto piacere, perché no? Quindi
contento del tu che ci hai dato del nulla, ma perché tra l'altro mi sono venute altre idee, perché poi quando parlo con Valerio, sia in privato che nel canale, le idee vengono, e ho detto, a me è venuto un'altra, la metterò un altro articolo, visto che 3 casualmente, quando io ho detto Presidente, ho fatto 3 articoli, il prezzo dell'anello inferiore deve essere più basso, Presidente, il prezzo dell'anello inferiore deve essere più basso, mo l'ho abbassato. E ho detto, non sono contento. Quando io ho detto però, questo siete voi tifosi, perché io invece ci vado, perché non andiamo allo stadio con la maglia azzurra come i tifosi del Villarreal, i tifosi dell'Olanda? Sarebbe bellissimo avere quest'onda azzurra. Ho detto, lì però non è colpa del Presidente. Vedi, bravo, hai fatto bene a ricordarlo. Guido, potresti dare lezioni di analisi? Alcune persone ne hanno davvero bisogno, ad alcuni gliele offro io. Non riesco a capire certa gente. No, poi allora, tra l'altro se poteva benissimo andarsene, ha detto, quindi... ma quello è. No, io poi ricordo a tutti che Guido viene qui a parlare di calcio e ci fa un onore, un gran piacere, perché lo fa prima di tutto per amicizia e per il piacere di parlare di calcio, eccetera eccetera, ma nella sua professionalità lui parla specialmente e soprattutto non solo di calcio ma anche di cinema, e quindi a chi interessasse ricordo che può trovare Guido Gentile piano sequenza su YouTube, con una serie di video di approfondimenti su tantissimi film, e altri ne arriveranno. Sì, ma soprattutto lo fa dal vivo, che è la cosa più importante. Vabbè, questa per chi si trovasse poi nelle due zone potrebbe avere certo. Adesso questo video sarà il primo che inizio a ripubblicare, ve lo dedico, ve l'avevo promesso, come vi dedicherò soprattutto il processo dei 7 di Chicago, perché è un film sulla giustizia, sull'importanza di difendere la democrazia, e ci tengo molto. Però per esempio in settimana, infatti io avevo già anticipato a Valerio che non sarei stato con voi mercoledì, poi Valerio aveva da fare, poi non è stata una settimana facile per lui, ma no, martedì e mercoledì avevo l'appuntamento con il Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna dal vivo, in occasione dei 20 anni di Mulholland Drive, quindi c'è presentazione, proiezione senza interruzione tra primo e secondo tempo, perché io non voglio gente che mangia popcorn, e poi discussione. E tu pensa, lo troverete nel video, quello che dico, che era finito tutto, fuori dal cinema c'erano delle ragazze che continuavano a volere Guido, a fare le domande, era l'1:35 di notte, e mi è venuta questa idea, e poi ritorniamo a parlare di calcio, ho detto ok, io ti rispondo a queste 3 domande, però sono andato a casa via tutti, ho detto quasi quasi, io non amo fare i video, infatti, però devo iniziare a fare con frequenza, ho detto quasi quasi faccio un video, ma per accontentare entrambi, nel senso, a te posso rispondere dal vivo, e c'erano altre 7-8 persone rimaste all'1:35 di notte. Il film è iniziato alle 22, dura 2 ore e 27, quindi a mezzanotte e 27 era finito. Ho parlato un'ora, quello del cinema mi stava sparando, perché lo stesso non ero sufficientemente contento. Vengo per amore, perché stiamo facendo un discorso con tutti voi, con Valerio, sulla qualità del godere lo spettacolo, che ormai è più spettacolo che sport calcio. E quindi mi dispiace per chi dice queste cose, non ha proprio capito filosoficamente che emozione, ritmo, valere dal ritmo, a volte ci innervosiamo, ma con educazione. Però è molto diverso il discorso che si fa su Caffè Napoli 1926. Lanciamo idee, petizioni. Qualche suggerimento viene preso, certamente. Ritorniamo alla tattica. Marco Poriello ci chiede: questa filosofia è quando ti attaccano i difensori che retrocedono, lo famoso scappare all'indietro. La trovo una cosa assurda. Nel calcio anni 90 non indietreggiavano mai e facevano bene. Guido, sul calcio anni 90 mi devi aiutare. No, perché ci sono 2 questioni. Bella domanda. Fisicamente, se tu vedi quelli che erano i cosiddetti Marcantonio, no? Lo stesso Tagliaferro, non per sminuirlo, se tu lo vedi, non adesso chiaramente, che è un uomo adulto, diciamo, quando era senza maglietta, negli spogliatoi, cioè, dicevamo che era un mingherlino ed era Tagliaferro, cioè, andava a sbattere tu. Adesso coltiviamo Marcantoni, no? Infatti è molto raro trovare
i Baggio della situazione, no? Proprio chi è Baggio oggi? Insigne non è Baggio, e mi sto mantenendo Baggio, non Rivera. Innanzitutto non si difende più a uomo puro, anche la famosa Atalanta, no? Che uomo su, diciamo, l'Atalanta gioca uomo su uomo, quindi non c'è più nella tattica e tecnica di base un'idea del calcio come quella degli anni 80 e degli anni 90, il che significa che tu non lo sai fare bene, cioè un difensore di quegli anni avrebbe una preparazione tecnica e tattica molto diversa rispetto a quella di adesso, quindi per alcune cose andrebbe in difficoltà, per altre invece andrebbero in difficoltà di brutto gli attaccanti. Prima. La seconda cosa, c'è un'esasperazione, Sarri lo faceva molto, è una domanda intelligente, quella di mantenere la linea, quindi si tende a non voler rompere la linea, se non in casi estremi. E soprattutto, cioè, quello che ti insegnano è di difendere la porta. Ok? Nel senso che tu chiederesti non solo di rompere la linea, di andare a aggredire l'uomo, in questo modo stai facendo una scelta, la famosa scelta chiamiamola filosofica, no? Di andare ad attaccare l'avversario, ma non di difendere la porta. Nel calcio moderno, vedete quante volte la Juve ci ha vinto gli scudetti così. Determinate squadre che giocano in maniera molto sporca non significa che sporcano il campo, ti fanno o non tirare o contrastano i tiri. Quindi ci sono tantissimi tiri che poi vengono ribattuti da una caviglia, da una coscia, cioè, perché difendono la porta. Quindi in realtà io ti indietreggio, ti sto lasciando anche la possibilità del tiro. Bonucci e Chiellini sono stati i principi in questo. È una scelta del calcio moderno, perché la vedi in tutte le squadre, quindi non solo del Napoli, ma si fa dai pulcini, dai ragazzi. Ci aggiungo a questa cosa qua che molto spesso negli anni 90, non lo so, comunque verso gli anni 90 poi è finito questa cosa, c'era anche il libero, si utilizzava il libero, quindi uno poteva seguire e c'avevi comunque uno che non pensava nemmeno a fuorigioco che poteva poi non lasciare l'uno contro il portiere. Ringrazio ancora Vittorio Pensa. L'hai aggiunto tu, effettivamente, la figura del libero, che era proprio il libero, paradossalmente se l'è presa la pallavolo e l'ha persa il calcio. È vero, perché cioè, addirittura indossano una maglia diversa. 400 like ce la facciamo per Polli, non per me, per Rita, per Polli, per Fabio, per Mario, per i miei moderatori che non mollano mai, che sono troppo belli. Riforme tra l'altro questa è bella lunga, poi noi qualcosa l'abbiamo già accennata, ma possiamo affrontarla in un'altra live, e quindi chiedo scusa a Francesco, ma siamo in finale di live, quindi è difficile affrontare questa qua. Qualcuno mi chiedeva la live su Maradona quando la facciamo. Ieri è uscita, no, l'altro ieri è uscita l'ultima puntata della stagione 1, immagino, quella che si chiama Capitano. Tra l'altro mi fa piacere sottolinearlo, perché non lo so se qualcuno già l'ha detto, la puntata precedente a quella, cioè la penultima, quella che si chiama Cristiana, sempre per la Sinagra, nella traduzione, perché io l'ascolto in lingua originale e poi ci sono le traduzioni scritte, la traduzione di Cristiana è Capitano. Questo cosa significa? Che è un altro errore piccolino, ma io che sto guardando una serie TV su Maradona non ammetto nemmeno l'errore piccolino. Guido, mi lamento io, mi lamenterò e mi lamenterò per sempre, ma questa cosa di Maradona la affronteremo quando? Penso la settimana prossima o a fine di questa settimana, perché poi gli impegni sono tanti, sia perché il Napoli gioca. È vero. Allora, io martedì ho una conversazione di cinema, che sono le cose a cui tengo di più, neanche la presentazione di un film, perché dovevo presentare un altro film del Cinema Ritrovato, ma non arriva, poi devono essere caricati in DCP, sono tutte cose che non vi sto a dire. Siccome non mi fermo mai, Teranci ti farà contento, una cosa del genere, faccio una conversazione cinema, rock, musica, vita, leggenda su Jim Morrison. Con un taglio totalmente particolare. Voi non sapete altro che, insomma, qua si parla del nulla, ma quest'estate io ho fatto una conversazione sul caffè, ed è noto che io non beva caffè, e l'ho dedicata segretamente, nessuno lo sapeva, a Valerio, perché l'ho conosciuto perché io, non bevendo caffè, il caffè Napoli 24 del 1926, ho detto
è un segno del destino. E mi sembrava bello, non bisogna andare mai contro il destino, detto, dedicare a Valerio una conversazione sul caffè, che è molto diversa rispetto a quello che sarebbe ovvio sulla musica. E stavo facendo una serata speciale sul rock, ma soprattutto su come il rock viene raccontato, una collega giornalista, e avevo letto un articolo su una rivista molto importante sul fatto che Jim Morrison è morto, cioè il mito di Jim Morrison è morto dopo 50 anni, i light, cose, cioè politicamente corretto. E vi faccio ridere. E io dissi al mio amico, vabbè, ma questa cosa qui, che muoiono sempre queste leggende, mi fa un po' sorridere perché è abbastanza ciclico. Poi non vorrei, come il rock è morto in Italia, che a celebre band che adesso va a fare la maggiore, non so, mi inaugurano un concerto dei Rolling Stone. Siccome la gente che mi segue in sala è abbastanza abituata, molto più del calcio, a queste cose, ho detto: Guido, ma che cosa ci hai detto? Guarda che se succede poi la prossima estate, perché noi ci vediamo con questo gruppo di persone solo in estate, è successo. Quindi io vi aspetto. Quando lo dissi, ho detto: Madonna, che ho fatto, cioè che ho previsto. Poi ci ho riflettuto, ho detto no, allora è un segno di destino. Io ho appena detto il fatto dell'articolo, il mito di Jim Morrison è morto, questa cosa qui, e ho trovato la chiave di lettura su come interpretare questa conversazione di un personaggio su cui è stato scritto molto, detto molto, quindi non è la classica biografia, è nato, ha fatto questo, questa canzone, quella è molto particolare. La feci una volta, e torniamo poi al calcio, su Rodolfo Valentino, anche qui, cioè, parallelamente alla biografia, all'arte di Rodolfo Valentino, io analizzavo quanto di Rodolfo Valentino noi abbiamo nella vita, nell'arte, nel cinema, anche nelle situazioni, diciamo, di normale quotidianità al giorno d'oggi. Cioè di quanto Valentino noi abbiamo e non lo sappiamo. Valentino come Rodolfo Valentino. Quindi la cosa particolare di queste conversazioni sono molto lavare e dargli una lettura mia molto personale. E perché vi dico questo? Sul fatto di Maradona, e Valerio ci teneva, lui mi invitò e io gli dissi subito di sì, gli anticipai, detto guarda che comunque faremo una cosa molto diversa da come diranno gli altri, non sarà solo qui c'è stato un errore, non era il Delle Alpi, che manco esisteva quando ha fatto il gol della punizione, perché era dell'85, Delle Alpi lo inaugura nel 90, quindi il Napoli giocava al San Paolo, manco al Torino, se avesse giocato al Torino era il Comunale. Quindi a prescindere dai vari errori storiografici, calcistici o della vita personale di Maradona, è quello che gli vorrò dare un taglio, e lì non so se mi seguite, è proprio da un punto di vista dell'impatto dell'audiovisivo, quindi televisivo non cinematografico, e di quanto questa cosa possa innovare o meno, non vi sveliamo per ora nulla, ecco, quello mi interesserà di più. Poi chiaramente Valerio, come qualunque appassionato, ma anche un appassionato, un non tifoso, ha il dovere di indignarsi per errori così marchiani, questo lo dobbiamo dire, qua non si tratta di essere tifosi di Maradona, perché è scorretto insegnare qualcosa di sbagliato, perché poi ovviamente una persona può dire no, è sbagliato, ho detto no, guarda che era sbagliato quello, è ovvio che tu ti rivolgi a me dicendo che io ho sbagliato, perché metti che una persona non sa nulla, vede quella cosa e dice hai sbagliato Guido, ha segnato a Torino al Delle Alpi, e vagli a spiegare, no, guarda, perché poi la reazione delle persone è sempre quella inizialmente di rigetto di qualcosa. È proprio vero. Guido, noi siamo quasi in chiusura, però stanno arrivando domande una dietro l'altra anche interessanti. A me dispiace non poter dare soddisfazione a tutti, però questo è il momento, il famoso quando, no? Ci sono dei quando e dei quando, e quindi dobbiamo rispettare anche il momento. Domanda a Guido: nello staff meglio un mental coach o il mediatore con l'allenatore? Ma io penso nessuno delle due. Ho detto, quello che manca a Napoli è un direttore generale forte, che purtroppo De Laurentiis non vuole. Qua non ci possiamo fare nulla, perché comunque lo staff Spalletti ce l'ha, di un buon livello, si fida e sono tutte persone preparate e in gamba. Abbiamo di nuovo un team manager che è una figura di raccordo tra la squadra e Giuntoli, sempre perché il nulla e noi non proponiamo mai niente.
avendo lo staff che si occupa della fase difensiva, dei giochi d'attacco, chiamiamo delle punizioni, spallette, ce l'abbiamo, poi non esageriamo con, diciamo, cioè l'analista. È importante quella figura. Ad esempio è importante in determinate situazioni, no? La scoppola della famosa partita Inter-Juve non sarebbe mai avvenuta se tu avessi avuto un direttore generale, perché prima si sarebbero messi degli argini. È chiaro che poi avviene, Giuntoli un po' a parlare, Sarri ha un certo tipo di mentalità che non è propriamente vincente, e quindi il messaggio che poi è lanciato dalla squadra è di liberi tutti. I biglietti erano molto cari, l'ho letta quella di una... sì, sei pure riuscito a rispondere sì, a quello. no, erano molto cari, ti spiego perché. Io ce li ho tutti conservati, anche se sono strappati malissimo, perché Napoli aveva tantissimi abbonati. Lo stadio formalmente erano 85.000 e 12 gli spettatori, entrava sempre qualcuno a scamare, però avevi, mi sembra, 65.000 abbonati. Addirittura l'anno dello scudetto Fellaini fece l'anno dopo un doppio abbonamento, cioè che valeva per 2 stagioni, e quindi quei 10.000, 15.000 biglietti, 17.000, insomma, erano carissimi già di base, e di bagarinaggio non ve lo posso dire, tant'è vero che Fellaino, sia per avere un cash flow, una liquidità immediata subito enorme, Napoli era ricchissimo, comunque avere 60.000 e passa abbonati, aveva una media di 75.000, 77.000 presenze a ogni partita di media, impensabile. Era anche per togliere potere ai bagarini. Considerate che c'erano delle persone, mi ricordo, andavo sempre al San Paolo quando riuscivamo a trovare i biglietti. Mi ricordo Club Napoli Sydney, Club Napoli Rio, Club Napoli Ottawa, cioè venivano a tutto il mondo, perché tu avevi Maradona e potete immaginare uno di Ottawa, di Sydney, a prescindere dal viaggio che si doveva fare, quanto cacchio aveva pagato un biglietto per vedere. Cioè io Napoli-Juventus dello scudetto, quella 2-1 del gol di Renica, ero in tribuna laterale settore inferiore ed ero contentissimo che papà era riuscito a trovare i biglietti. Fino all'ultimo non mi diceva niente, ma io speravo, ero un bambino. Io vidi la partita in tribuna centrale, perché per questioni di sicurezza eravamo talmente pigiati che furono costretti ad aprire i cancelli, la tribuna laterale e quella adesso del settore, diciamo, ospiti. Veramente rischiavamo di essere affogati di paeselle, e alcuni di noi finimmo in tribuna, ma sui gradini all'ultimo. Vi farò vedere per l'omaggio a Maradona delle foto in pellicola, era impensabile, cioè, quella partita, come io c'ero per l'1-0 sotto la pioggia, che ha fatto una bellissima intervista, anche lui è finito 20 gradoni sotto, ha detto Paolo Sorrentino. Altre idee che abbiamo lanciato, Presidente, quando lo invia, non parliamo di nulla, e questo sarà l'anno di Paolo Sorrentino, il 25 esce il film di Sorrentino, anche di quello dobbiamo parlare con il canale. Poi c'è una sorpresa, amici bellini, Netflix, tenete presente Netflix, poi lo saprete, una sorpresa che non posso spoilerarvi. Costavano tanto, si arrivava, per dirti, 80.000 lire, 90.000, 100.000 lire, anche mezzo milione, perché non c'erano le lire. Poi ve li faccio vedere, che ce li ho conservati. Ci ho conservati un biglietto di Napoli Stoccarda, che è l'unico integrale, perché gli altri li strappavano in maniera, io dicevo, ma li strappi bene perché lo voglio per gol, e facevano uno scempio incredibile con i bestemmioni che non potete immaginare, perché fu un bambino, ci teneva. È chiaro. Alcuni, infatti, qualcuno mi ha pensato di dire non è vero, non c'è, perché proprio non c'è più la scritta della squadra che affrontare, però io mi ricordo stavano perché tu eri il leader, cioè, si parla sempre di questo Maradona, ma il 90% delle cose che si dicono sono minchiate di persone, tra l'altro, che ne scrivono male. Voi non vi potete immaginare, perché siete giovani, che cosa significava avere
ma noi non ce lo siamo goduto quanto ce lo dovevamo godere, non ce lo siamo valorizzato, e ancora adesso vedi il casino dello Stato. Cioè andare al San Paolo e leggere Ottawa, Sydney, Sì. sapete che al Juventus Stadio tu non hai mai letto Ottawa, Sydney, per tutta la gente che si fa il viaggio da Reggio Calabria, da Crotone, no? Il vero derby d'Italia non è Juventus Inter, ma è Crotone Juventus, per anche ragioni di 'ndrangheta. Il derby d'Italia è quello, vale, parliamoci chiaro. Però era una soddisfazione, cioè, tu parlavi con queste persone, anche se eri un bambino, di tutto il mondo, però l'Australia e il Canada sono veramente lontane. Lo sono. Nel frattempo ringrazio Daniele che da tifoso juventino, tra l'altro uno di quelli che sta sempre qua, è uno di quelli che veramente non si perde una live. Sì, tra l'altro poi devo rispondere a Max Allegri, che fa un sacco di domande, che voleva se era lui o un altro, i libri che parlano di Maradona, ma poi facciamo tutti quando lo ricorderemo. Siccome Max Allegri ha oltre che una costanza, una presenza insomma da record, numeri record, ma poi insomma lancia spesso nell'ironia degli spunti. Io quando leggo che qualcuno chiede consiglio di libri da leggere, in Italia non legge nessuno, cioè io lo vorrei già abbracciare fraternamente, perché insomma non legge nessuno in Italia. Uno dice consigliatemi dei libri da leggere pure sui fumetti, sul cinema, bellissimo, quindi sappi che mi è stato girato, non mi ricordo se era lui o un altro. Sì. Lui, allora mi ricordo bene. Sì, perché cioè, questa cosa tendo a non fidarmi tanto della ricostruzione TV, magari con il libro fanno meno spettacolarizzazione, quindi ci sta, no? Veramente sempre attento Max, che chiamiamo Max ma non si chiama Max, fa divertente anche questo. Ringrazio ancora infinitamente Vittorio Penza, instancabile stasera. A Napoli manca più comunicazione da parte della società e quella mediatica è di bassissimo livello, eccetto per alcuni che sono sempre realisti e onesti. Quindi non c'è domanda, c'è una considerazione. Non è questione che si stava meglio quando si stava peggio, nostalgia. Io insisto su questo punto, che per vincere gli scudetti servono tanti pilastri di qualità. Cioè, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, io non so se si trovano su YouTube, penso di sì, siamo pure lì, dovremmo fare un giorno, fare una cosa meravigliosa, passando sul nastro delle cose. Comunque i servizi della domenica sportiva li faceva Italo Chiun, ma a parte erano belli, fatti in maniera proprio interessante, non è che c'era l'highlight per filo e per segno, cioè, però la costruzione narrativa è interessante, il livello dell'italiano, dell'analisi era di una piacevolezza, nonostante ti accorgevi che era una persona di una cultura immensa. Tra l'altro era anche un ottimo sciatore, Italo Chiun, gli hanno dedicato dei premi, e tu non avevi queste domande cretine che gli facevano. Cioè, se uno degli uomini più amati da Maradona è un uomo di una cultura, di una sensibilità, di una signorinità inarrivabile come Gianni Minà, non vedete adesso Gianni Minà che è fuori dal coro perché si è abbassato il livello giornalistico in Italia, ma le interviste di grande sincerità che ha lasciato Maradona a Gianni Minà sono meravigliose, ma è Gianni Minà, cioè uno che apriva l'agendina e chiamava Fidel o chi per lui. Certo, non a caso. Dice, vabbè, ma Gianni Minà non va in campo. No, non va in campo, quello no. Se il compianto Giuliano fa entrare segretamente, e poi consentimi con questo, voglio salvare Galeazzi, perché mo tutti l'hanno ricordato Galeazzi. Quando io ho ricordato questo episodio, prima che Galeazzi piuttosto venisse meno, citandolo come esempio di grande intuizione giornalistica, cioè, ma lo fa entrare nello spogliatoio perché Galeazzi, e lo vedremo nel video con Valerio, no? Giordano esce dallo spogliatoio, non si può entrare, gli spogliatoi del calcio sono sacri, ma perché si era guadagnato la fiducia di Maradona, della società. Fu una sua intuizione, da grande giornalista, dare il microfono a Maradona, che significa anche cedere il proprio ego, no?
Caspita. Ma prima ti devono fare entrare, e l'hanno fatto entrare perché non era uno scappato di casa. Oggi chi si meriterebbe, se Napoli vincesse lo scudetto, io non parlo di chi contrattualmente, sì, per gli Sky o adesso i cosi da Zan, perché quelli sono, siccome tu hai venduto i diritti, no? Devi fare l'intervista lì, devi fare la ripresa a quello che si sta infilando il cazzino, su cretinate, queste qua. Era una grande stampa, non necessariamente di tifosi del Napoli, perché Gianni Minà non era un tifoso del Napoli, non l'è mai stato, ma non me lo toccate, cioè stiamo parlando di un signore nel giornalismo, ma anche chi analizzava il campo. Tant'è vero che poi noi abbiamo avuto nell'epoca moderna che uno dei giornalisti più bravi, più garbati, mai ha litigato, perché anche Variale ogni tanto ha litigato, è stato il compianto Lauro, che però ha dovuto tenere nascosto per tutta la sua carriera che era tifoso del Napoli. Vedete il paradosso. È molto delicato questo settore, però l'uno alimenta l'altro. È chiaro che una grande squadra, non dico pretende, debba trascinare una grande Raio. Purtroppo sono tutte persone scomparse che non sono state sostituite. Tu mi dicevi una cosa su Pardo. Però è un commentatore. Io parlo di quelle persone che hanno un commentatore anche bravo perché ha una certa enfasi sportiva. Io parlo di giornalista, di chi ha un'analisi come me del futuro e di chi sa raccontare il calcio. Io non saprei essere bravo, lo dico, ma manco di un mignolo di Pardo. Ma zero, io l'unghia della sua mano sinistra è più brava di quanto io potrei essere mai nella vita a commentare in diretta una partita, perché non ho quella predisposizione, quella vita. Quindi lui è bravissimo in quello, sì, attenzione. Però io sto parlando di un'altra cosa, e adesso noi veniamo meno in questo settore, e questo settore, sai, ti spinge a tanto, perché ovviamente poi, ragazzi, poi uno fa buon viso a cattivo gioco, ma dopo un po' si scoccia a certe domande, risponde sempre con le solite frasi, poi ti insegnano pure ormai, cioè dopo che stai 10 anni in Serie A con molti di questi qua, il campionato è lungo, no? Bisogna ragionare partita in partita, no? Dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare così, oppure dobbiamo semplicemente metterci sotto con la testa a lavorare. Ringrazio Alessandro Salerno. La NBA anni 90 era fisica come il nostro calcio anni 90, cambiate le regole hanno favorito l'attacco per lo spettacolo. A che punto siamo nel calcio? Ma è un po' più complesso, però è una bella domanda, perché devi partire da chi ha gestito il movimento, cioè la gestione di quel movimento aveva e ha dei principi molto seri, quindi di sportività, di trasparenza, di sostenibilità finanziaria. Cioè, se Valerio e io siamo dei multimiliardari, una domanda interessante, va risposta con serietà. Non è che ci possiamo aprire una franchigia di NBA, non si può fare. Multimiliardari, no, ti spiego, no? Certo. Buon per voi, dice il commissioner, che non è più David Stern, perché dobbiamo dimostrare innanzitutto che c'è una ragione sportiva in quel bacino di utenza che ci siamo andati a individuare, che abbiamo ovviamente tutta una serie di garanzie tecniche, sportive, immobiliari, quindi un palazzetto noi abbiamo stati brutti, no? Che abbiamo già quel numero di abbonati, tutta una serie di garanzie. Ecco perché è più facile acquistare una franchigia già esistente, casomai spostarle, ma anche lì si deve riunire il bureau, quindi già la fonte è un sistema diverso. Quindi non solo è importante il titolo sportivo, ma lì, non essendoci retrocessioni e promozioni, ma è importante la ragion d'essere sportiva all'interno di un territorio. Non so se è chiara questa frase. Sì. In questa ottica è chiaro che questo sistema può funzionare solo se le regole sono certe. Io non guardo in faccia a nessuno.
E queste regole, se sono certe, non guarda in faccia a nessuno, per far sì che il sistema sia sempre appetibile, ho detto tutto deve funzionare. Non possono fare debite, cioè. E ovviamente quando calano gli ascolti tu ti interroghi, no? Ma perché stanno calando? Non è che fai come in Italia, dai sempre la colpa a qualcuno e lo struzzo. Facciamo un esempio, visto che la famosa linea dei 3 punti, no, che fu introdotta, per esempio nell'NBA poi è stata spostata, prima è stata riavvicinata, poi è stata riallontanata, poi è stata ed è più lontana rispetto all'Europa, no? 7,25 metri, 6,25 metri, era diventata 6,75 metri, e loro fanno degli esperimenti, perché tutto deve essere in funzione di questi 3 parametri, no? La sostenibilità finanziaria, l'equilibrio sportivo, vi ho fatto vedere, non vince più di 2 volte una squadra, tranne i Lakers e i Bulls, ma erano squadroni, e ovviamente se calano le presenze, gli ascolti, cioè tu ti interroghi. Cosa è cambiato? È chiaro che nonostante tanti fenomeni che rimpiangiamo, effettivamente al giorno d'oggi tu lo stesso hai dei campioni eccezionali, perché tu dici Magic, chi è grande come me si ricorda quegli anni tra Magic, la rivalità tra Magic e Larry Bird, poi ci fu tra Isaiah Thomas, Dennis Rodman, Chicago Bulls, poi Rodman è andato a vincere con i Chicago Bulls, no? La difesa di Detroit, l'attacco, però tu adesso hai Steve Curry che fa record su record su record, ho detto perché cambiati i metodi di allenamento, la rivalità è tra il prescelto LeBron e Steve Curry, Cleveland e Golden State, poi lui è andato a Miami, grande tradimento di Cleveland, ha vinto i 2 titoli con Miami, torna a Cleveland, vince con i Cleveland e poi va a vincere con le Lakers. È totalmente diverso quel mondo. In Italia non dipende dall'Italia, perché l'NBA è una lega privata, quindi non deve dare conto a nessuno, non deve dare conto a domande serie alla Federazione Internazionale di Basket. L'NBA è una lega privata che è talmente potente che le leghe di tutto il mondo hanno cambiato le regole per uniformarsi, altrimenti prendevano schiaffi e continuano a prendere schiaffi sportivamente parlando. Noi abbiamo delle regole leggermente diverse per il campionato, uno può fare 5 ammonizioni, 4 ammonizioni, però comunque le regole sono della FIFA e della UEFA, quindi per esempio per cambiare delle regole importanti, pensiamo al fuorigioco, il VAR, comunque questo deve essere discusso dalla sede centrale che non è l'Italia. Qual è il problema? Esatto. È quello che disse Maradona, che molte di queste regole non sono fatte per beneficio della spettacolarità e di un calcio migliore, tant'è vero che la soluzione che prometteva sempre Blatter, allarghiamo le porte, così il calcio non diciamo più gol, non ci annulliamo, che è un po' di nuovo gli struzzi. Allargare le porte, anche se tu vedi 2 gol, non significa che casomai vedi 2 gol perché uno tira un tiraccio, anche Insigne, Mario lui, a questo punto cominciano a segnare ogni partita, perché quegli svirgoloni che sono fuori, ti fanno vedere il portiere non ci arriverà mai, manco se prende il motorino, però la partita lo stesso è noiosissima. Ho detto, non è che tu ti sei preoccupato come facciamo a rendere il calcio di nuovo spettacolare, quindi vivai, cose, no, vengono scelte politicamente e ogni cosa è lì Maradona ci ha rimesso la carriera. Sono tutte soluzioni molto spesso schizofreniche che non hanno nulla a che vedere con una prospettiva di uno sport più elegante, tant'è vero che per chi li ha vissuti quegli anni come me, ragazzi, noi adesso quando vediamo uno stop fatto bene ci viene da piangere, ma prima non era così. Io mi ricordo degli 0-0 in che queste partite noiose, invece no, c'era un bel calcio, poi ti è mancata, mannaggia, l'emozione del gol, però tu hai visto belle partite, per quanto lo 0-0 può essere una partita noiosa. E il discorso è che dovessi partire dalle giovanili, dare una educazione sportiva che devi giocare a pallone non risulta triste, figurati, partire da una stampa che non è risulta triste, invece tu hai fate presto e quelle cose lì, c'è tutto il movimento che devi triare in movimento. Perché io insisto, noi non abbiamo l'equivalente di Fabio Tranquillo che è bravo, di Gianni Clerici. Queste cose le cambiano, chi ha il potere di cambiarlo. La domanda è, ma ha la volontà di cambiarlo? Questa è la domanda chiave. Il fatto del razzismo, no, io vi posso anche dire, ma è anche grave che Guido Gentile non si
indigni, più per lavagli col fuoco, la prende a ridere, poi avendo un grande senso dell'umorismo ti rispondo, posso 1000 battute. Il problema è invece serio, perché all'estero il razzismo viene affrontato in maniera molto seria. Chiedetelo a Valerio, che vive in una nazione molto borderline ancora su certe situazioni, però quello che vi dissi, aver fatto questo in questi anni, aver attuato queste strategie, cioè io non vi posso dire quello che sarebbe successo, non sono il divino Telma, però vi posso dire, e senza possibili smentite, che quello che è successo è perché è frutto di queste scelte o non scelte. Quindi noi sappiamo che un certo tipo di comportamento nell'affrontare la violenza, il razzismo, ha portato a questo nel 2022. Lo sappiamo, cioè nessuno può dire no, non è vero. Quindi sappiamo che fare gli struzzi, continuare a dire sono 4 scemi e tutte queste banalità porteranno che domani continuiamo a parlare di queste cose, e saranno sempre di più e sempre di meno. Infatti questa, io spero che però ci sia la risposta delle scuole calcio. Questa proposta che ho lanciato alla Società Sportiva Calcio Napoli e che è stata accolta, io spero che abbia dei buoni risultati, che dia dei buoni risultati, e spero che non ci si scoraggi eventualmente alla prima o seconda domenica di occasione, perché noi abbiamo bisogno di riportare le famiglie, la gioia, il senso dello sport, il senso dell'aggregazione che ti dava lo sport, nel giocare su un prato senza niente, nel vedere una partita di Serie A. Abbiamo bisogno. Noi prima non era così, i fenomeni di violenza c'erano, ma erano veramente situazioni limite, dove infatti c'era una grande indignazione e dicevamo sono 4 scemi. All'epoca lo potevamo dire, tant'è vero che c'era proprio uno stupore. E ovviamente, sai, le mamme hanno un certo tipo di comportamento, le mamme, soprattutto le donne, di fronte a questi maschi, dicono, perché è importante da vedere la partita. Oggi non sono così, perché anche oggi, tu senti le partite, ieri quando sentivamo al 75esimo, avete sentito, di Fiorentina-Milan, per me quella mi viene da piangere, sentire, non potete abbandonare, aspettate la fine della partita, ma è normale che una persona onesta, un lavoratore, che si è fatto pure una trasferta per andare a Firenze a vedere una partita, si deve sentire, per voi lo trovate normale, si deve sentire che uno non può lasciare lo stadio, aspettare che lo stadio si svuoti, aspettare che ti vengano a prendere le forze dell'ordine, lo trovate normale? Io non lo trovo normale, non è da nazione civile, è una sconfitta. Come una sconfitta che tu non hai oggi detto, come non trovo normale che tu lo prendi come motivo di vanto, che i tifosi del Napoli si sono fatti la testa del tifoso dell'Inter, così lì, residenza a vedere, non è normale. Sì, la prendiamo a ridere, l'arte dell'arrangiarsi, quello che vuoi, però è una sconfitta, perché tu dovresti andare a vedere una partita, ti vuoi andare a vedere una partita, paghi il tuo biglietto nominativo, ti vai a sedere lì, ti metti la sciarpa lì e te ne vai a casa. Dove sta il problema? Il problema è che io devo portare forze dell'ordine, gente con i caschi, scorte, come si chiama, e dice mi è andato bene che non hanno distrutto i cessi, non hanno distrutto gli autogrill nel corso del percorso, ma non è normale che ogni domenica, tra l'altro non è che si fa una partita, perché si fa Lega Pro, Serie B, Serie A, ogni domenica tu devi mobilitare tutte le forze dell'ordine, perché dobbiamo sperare che non c'è stato il morto, non c'è stato le ammazzate, qualcosa è andato storto. È andato storto perché abbiamo agito in quel modo. E tutto è così. Perché, scusa, sono stato lungo, ma la domanda, tutto è movimento, ma la domanda che noi ci dobbiamo porre sempre, bravo questo tifoso, ma voi le volete veramente cambiare le cose, sia da un punto di vista finanziario, famoso fair play, sia da un punto di vista del gioco risultatrice, sia da un punto di vista delle regole trasparenti, e sia dal punto di vista di come si sta in uno stadio di calcio, che si può tifare, si può urlare, ma non è che uno stadio di calcio diventa una zona dove qualunque illegalità è permessa, quello che poi è accaduto. La famosa zona franca. Io voglio ringraziare Guido Gentile per la sua disponibilità, ringrazio tutti gli amici bellini con tantissime domande, tutte interessanti, devo dire il livello sta salendo in maniera esponenziale, sono molto orgoglioso, tant'è vero che volevo fare un'oretta, Guido è testimone, ho detto voglio fare un'oretta e mezza
Siamo a 2 ore e 38 e vi voglio un sacco di bene. I like ve li siete scordati, non me ne fotte proprio. Mi dispiace, mi dispiace solo per i miei amici mod. I like stanno sulla traversa di Mario Rui. Bravo, infatti. Due cose voglio dire, vi saluto. Quella è sfortuna perché Andanovic ha sbagliato. Se voi vedete il ralenti, la parata, proprio le mani gli scivola il pallone, non solo si alza e va sulla traversa, ma si alza in modo tale che non puoi manco fare il tap-in, rimettere. Io vorrei veramente ricordare, senza retorica, Giampiero Galeazzi, perché in base proprio a delle domande che sono state fatte questa sera, secondo me la dote principale di Galeazzi, che per esempio non era colto ed elegante come il mio amato Italo Chiuno, altri, e che l'ha reso poi così popolare e bravo, lui amava veramente lo sport. E la sua qualità, che nasceva dall'amore dello sport in genere, che poteva essere tennis, canottaggio, calcio, ha fatto sì che ci ha fatto sentire dentro l'evento sportivo. Questa è una dote di pochissimi giornalisti. Mai di sopra, mai al lato, ma proprio dentro. E lo puoi fare solo se ami lo sport. Non è manco una questione di competenza, di professionalità che diamo per, diciamo, acquisita. È quella sfumatura in più che non è detto che tutti abbiano. Ecco, mancano, con tutti i difetti, perché a volte ciascuno di noi sbaglia in qualcosa o si lascia andare, però questo suo amore dello sport ha reso magici dei momenti e noi siamo contenti che uno di questi momenti, ed è veramente, vedete, quando io vi dico dentro lo sport, non poteva non andare proprio lui, l'unico, dentro uno spogliatoio della squadra che per la prima volta vince lo scudetto, se non una persona che amava lo sport, perché solo così tu puoi rispettarlo e farti rispettare dai telespettatori, dagli sportivi e prima ancora dai suoi interpreti, in quel caso i calciatori. Questo è il mio ricordo di Giampiero Galeazzi. Grazie mille Guido, grazie veramente tanto per tutto quello che ci dai ogni giorno. Poi se parliamo del nullo, come faccio a essere ideologico? Se il canale è ideologico, vabbè, alla prossima. Allora ragazzi miei, io vi bacio forte. Volevo rispondere a Emiliano che mi diceva che era curioso come il micillo, il fatto di Netflix me la so persa. Sì, perché tu dicevi Bucciantini come figura di giornalista, che anche a me piace molto. Tuned su Netflix, perché potrebbe succedere, non posso veramente dire niente, ma potrebbe succedere qualcosa che connette in qualche modo me come Valerio Fluido Celentano, come figlio d'arte, e quindi con il Napoli indissolubilmente, perché Paolo Sorrentino che parla di Napoli, con Netflix, con l'arte, con il teatro e con il cinema, potrebbe tutto connettersi con una cosa interessante, ma dovete essere tuned, non c'è niente da fare. E essere tuned dico anche ad Alessandro Fiore, che dice: solo io mi sono vergognato del siparietto Lombardo Baldari in conferenza stampa pre-Inter Napoli. Alessandro, non solo tu, e non so se ti è capitato di vedere video dove io parlo della conferenza, io lo sottolineo e molto spesso vengo anche accusato, ma ti lamenti sempre, che c'è una forza Napoli. No, proprio perché noi non ragioniamo così e cerchiamo di analizzare tutto, e per cercare di capire. Vedete, voi mi avete fatto prima la domanda su Ancelotti. Io devo essere onesto con me stesso, anche perché ci sono i video, voi potete andarvi a vedere i video. Io, quando Ancelotti ha cominciato a fare, io li chiamavo le formazioni col Panariello, perché le cambiava sempre, le cambiava tantissimo. Una volta gioca Milik Insigne, una volta gioca Milik Llorente, una volta gioca Insigne e Mertens, una volta li cambiava tutti sempre, non dava mai continuità. Ad un certo punto ho detto basta, Ancelotti, non ce la faccio più, non capisco, dai delle certezze a questa squadra. Non andavo però nel profondo di una situazione societaria che nascondeva altre problematiche.
Quindi anche io ho chiesto l'esonero di Ancelotti perché stavamo sprofondando, ma poi cercando di guardare il calcio in un modo diverso, mi sono reso conto come con Ancelotti, poi me ne sono reso conto con Gattuso e penso che ce ne dovremmo rendere conto più in là con Spalletti, che certe cose non le puoi poi come si dice, limitare a vabbè, ha giocato Di Lorenzo è stanco, è normale che Di Lorenzo fa il passaggio in orizzontale, il Napoli perde, Spalletti out. Non puoi ridurle lì, troppo, tanto e troppo che gira intorno alla situazione che poi è la partita, che poi si può risolvere con una traversa e con una cosa. C'è di più e di meglio e di peggio, e quindi se cominci a fare un'analisi del calcio un pochino più profonda hai delle reazioni diverse a quello che succede, sei meno incazzato quando perdi, sei meno esaltato quando vinci perché non ti illudi più di tanto, e secondo me ti godi di più il percorso, perché io poi vedo Mertens che entra, benvenuto Alessio, vedo Mertens che entra, vedo che fa quel gol e io mi godo quello. Poi se non vinciamo a Milano, per me non è una grande difficoltà, non è un grande dramma, va benissimo, abbiamo messo tanti punti in cascina che non pensavamo di avere fino a questo punto del campionato. Se poi li dilapidiamo e allora gridiamo al dramma, se invece ci manteniamo, per esempio una cosa che non ho detto, non lo so se l'ho detto, la vittoria della Roma adesso a me piace, lo so che si riavvicina, ma mi piace perché crea un altro gradino per le altre da scavalcare, c'è un macello là davanti. Pensate un po' cosa vi dice? Mi piace. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi voglio bene, siete bravi, siete forti. Fatemi prendere il fatto della sigla perché sennò vi faccio vedere una cosa per un'altra. Benissimo. State tuned perché domani approfondimento tattico. Questo dicevo all'amico, ne ho parlato in conferenza, quindi se tutti i video non ve li vedete è capace che vi perdete qualcosina di importante, perché poi l'intervista a Lozano, all'interno di quel video c'è qualcosa di più che poi rientra dopo 2 o 3 mesi o 2 settimane o 2 giorni, perché escono sempre le cose. È finita. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani approfondimento tattico, lavagnetta, interviste, cose varie. Vi voglio bene a tutti, grazie per la vostra presenza e qualità, la qualità. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema